Marte, oggi sabato 15 febbraio 2025, ma partiamo con una bellissima storia delle immagini fantastiche di ieri di San Valentino. Andiamo in casa albergo. Si inizia con un bacio, il giorno degli innamorati, che per le coppie di casa Zalivani a Treviso ha un sapore diverso. La residenza femminile ha aperto le porte per un pranzo speciale, quasi 500 anni d'amore riuniti attorno a un tavolo. Un'occasione per Lucio e Rita, Dante e Silvana, Vittorio e Emiliana, Giselle, Salvatore, Mara e Gianfranco di festeggiare e stare l'uno accanto all'altra. Ogni giorno i mariti, che ormai hanno creato un felice gruppo d'amici, fanno visita alle mogli nella struttura. Sorpresa, gradita, veramente gradita. Penso che anche lei lo veda. Ti rendi conto? Sì, ecco, sorride, quindi vuol dire che lo sente. Gli anni che noi lo festeggiamo, sempre fatto, sempre festeggiato, insieme. Siete insieme anche oggi? Sì. Purtroppo un ambiente che non è quello abituale, però L'importante è festeggiare. è meglio così, almeno possiamo festeggiare assieme. Una giornata di cura con un po' di attenzioni, ecco, in più. Un'occasione per loro, perché questa alla fine è la loro casa. Una giornata abbastanza felice. Scusate, ma una giornata mi commuovo. Quando abbiamo fatto i 60 anni di matrimonio, lei era a San Camillo per un'operazione all'anca. E ho chiesto al personale: posso portare fiori, qualcosa? Sì, una rosa ma senza spine, perché era il periodo del Covid. Una rosa senza spine. Adesso sono praticamente 63 anni che siamo assieme, insomma. Sono stato richiamato militare dopo un mese che ero sposato. Non dico cosa è successo, perché quando il postino mi ha detto domani ti arriva la cartolina rosa, era il periodo che hanno fatto il muro di Berlino. Sono contento perché, a parte che io vengo qui ogni giorno e quindi la vedo ogni giorno, ma sono contento. Così lei ormai non parla più, mi riconosce qualche volta, ma così insomma. E sono contento. Ancora nato? Sì. Che belle queste immagini, sono immagini veramente che toccano il cuore profondamente, che fanno capire che ci sono bravi mariti, bravi compagni, bravi uomini, e questo è il messaggio. Perché noi continuiamo a sentir parlare di femminicidi e poche volte invece ci fanno vedere queste immagini, questa tenerezza, questa gentilezza. Io invece ve li faccio vedere, ho aperto oggi, sabato 15 febbraio, proprio con queste immagini. Perché forse qualcuno oggi andrà a trovare queste persone, amici, figli, parenti. Ricordiamoci di queste persone e soprattutto di questi educatori, di queste OSS che sono meravigliosi. Guardate che veramente diventano la loro famiglia. Non pensate che tutto va male, che li trattano male, perché qualche volta arriva qualche veramente messaggio devastante, che qualcuno veramente colpisce le fragilità. Ci sono veramente delle brave persone, dovremmo ringraziare, perché quello che fanno questi infermieri, questi OSS, i medici, tutto il personale, delle volte non lo fanno neppure i figli. Perciò dobbiamo ringraziare, anche perché hanno degli stipendi bassissimi e noi dobbiamo dire grazie. Dico grazie anche a una coppia fantastica che ho qui stamattina, che è Franca Gasparini, segretaria AIDO Regione Veneto, presidente intercomunale Treviso e Silea, assieme al marito Giorgio Donaggio. Eccoli qua, AIDO, una grande associazione, se non ci fosse dovremmo inventarla. Franca, grazie anche a Giorgio. Franca, per te vedere queste immagini, con Franca ci diamo del tu perché nel mondo del volontariato si usa così.
anche con Giorgio, però quello che vorrei far passare il messaggio questa mattina, ecco, quanti siamo che cerchiamo di fare del bene, di portare aiuto. Forse il problema che dico tutte le mattine, Franca, è che dobbiamo unirci di più, perché se ognuno va per proprio conto non riusciamo a centrare l'obiettivo, che è quello di aiutare le fragilità. Anche noi possiamo andare a aiutare queste persone, perché se tutti facciamo tutto, poi troviamo la solitudine. Prego Franca, raccontaci, ecco, come avete chiuso nel 2024 questa associazione importantissima che è l'AIDO. Prego Franca Gasparini. Sì, allora innanzitutto mi fa molto piacere vedere questo, perché si parla sempre di negatività. Ogni giorno siamo bombardati proprio da notizie negative che a volte tolgono anche energie, e invece no, le energie ci sono. Noi forse siamo anche in una realtà tutto sommato felice, però siamo in tanti e abbiamo tutti quanti voglia di portare avanti un messaggio positivo che aiuti tutta la comunità. Adesso io per esempio, dopo che sono andata in pensione, ho continuato in AIDO perché l'AIDO in pratica è stata la mia associazione da quando, da persona giovane, ho capito che dovevo in qualche modo rendermi utile, e anche per ringraziare, per poter restituire qualcosa della mia vita, che io insomma in tutti questi anni posso dire di essere stata una persona molto molto fortunata in tutto, con tutte le persone con cui sono venuta a collaborare, a lavorare, a vivere, e soprattutto anche con la famiglia, con la mia famiglia, che mi ha dato in tutti questi anni solo soddisfazioni. Quindi perché non collaborare, perché non aiutare le altre persone, che poi alla fine le persone siamo tutti noi, cioè la comunità, ecco. E quindi questo è stato il motivo proprio principale che mi ha spinto ad entrare nel volontariato e a viverlo. Adesso con Giorgio noi appunto siamo insieme da più di 40 anni, e in questa seconda parte della nostra vita, perché possiamo dirlo, siamo in pensione, ci siamo uniti forse ancora di più proprio grazie al nostro volontariato, perché ci spingiamo l'uno con l'altro, ci diamo idee, ci supportiamo proprio per portare avanti quella che è la nostra associazione. Ma la nostra associazione, per carità, è sempre la prima, ma noi siamo aperti insomma a qualsiasi anche evento che sia positivo, che aiuti la comunità. Adesso, detto questo, volevo appunto, Mirella mi dice, avete chiuso l'AIDO comunale? Sì, noi proprio domenica 9 febbraio abbiamo chiuso l'AIDO comunale di Treviso. Diciamo, non è stato chiuso, abbiamo fatto una trasformazione del nostro gruppo. Perché? Erano 2 anni che Giorgio continuava a dire: ma come noi abitiamo a Silea, e a Silea non c'è il gruppo AIDO, e sono 28 anni che non c'è, è una cosa che non va. E così piano piano ha cominciato a interagire con il territorio e a cercare di portare persone di Silea in AIDO, e ha fatto diverse attività, e dal 2023 insomma abbiamo cominciato, e qua bisogna soprattutto ringraziare il gruppo del direttivo che ci ha dato una grandissima mano, perché noi siamo in diverse persone che collaboriamo, e tutti quanti sono sempre stati pronti a venire a partecipare a tutti gli eventi che si sono svolti anche a Silea, e questo ha portato ad un grande risultato, il risultato che il gruppo comunale di Treviso è diventato gruppo intercomunale di Treviso e Silea,
E cosa vuol dire questo? Vuol dire che il gruppo di Treviso aveva circa 2.350 iscritti, adesso ha anche 350 iscritti del comune di Silea. Per noi questa è una grandissima gioia, anche perché potremo veramente venire in aiuto a tutti quei cittadini che hanno delle domande da farci o semplicemente che ci vogliono aiutare nella nostra attività. Ecco. Bravissima, bravissima Franca, ma c'è anche la sede a Treviso? Allora, noi abbiamo la nostra sede a Treviso, che è in via Sant'Elena Imperatrice ed è a Monigo. Ecco, questa... E a Silea? A Silea non abbiamo sede perché al momento non c'è. Sì. Al momento, No, poi arriverà di sicuro, visto ecco, la sensibilità anche del sindaco e degli assessori del comune di Silea. Giorgio Donaggio, chiedo un'altra cosa. Cosa vuol dire stare assieme a una guerriera, a una lottatrice, Giorgio? Ecco, io ieri ho detto a mio marito che l'ho salutato, grazie di sopportarmi, invece di supportarmi. Vedi che ho indovinato, Giorgio. Anche Franca dice così, ho proprio ringraziato mio marito Dino, che saluto, che ho detto grazie di sopportarmi, perché siamo sempre in prima linea, siamo più fuori che a casa. A volte cosa c'è in frigorifero? Sì. Ah sì, il nostro, quello degli altri è pieno, ma il nostro, perché proprio siamo forse portati più di dare che ad avere, vero Franca? Certo, è la nostra missione forse, che ci dimentichiamo della nostra famiglia, ma ci ricordiamo di quelle degli altri. Cos'è, Giorgio, una donna guerriera? Essere al fianco di una donna guerriera, diciamo, una lottatrice? Che ci supportiamo a vicenda, perché ogni volta che si va in giro, perché noi soprattutto attraverso la Franca, che è segretaria di Aido regionale, si entra in contatto anche con tante realtà della regione, e ogni volta che si sente qualcosa di nuovo, non è che si dica ben facciamo tante cose. Che bello che sarebbe fare anche quello. Per finire che ogni anno si fa il doppio degli avvenimenti che sono in programma. Allora è bello così, insomma, avere una stessa prospettiva e ci si batte per quello. Senti Giorgio, e lo dico anche a Franca Gasparini, forse sarà il caso anche di unire le forze, nel senso, noi l'abbiamo già fatto anche a Villa Margherita, anche all'Ippodromo Sant'Artemio, perché riusciamo a capire che la squadra è vincente, non siamo noi, io, è la squadra, siamo noi, è il gruppo del mondo del volontariato che deve essere vincente. Però ci sono molti campanili ancora, molti campanili che non riusciamo ad abbattere. Ti spiego perché. Io ho molte persone che arrivano anche qua, purtroppo diversamente giovani anche, oppure che telefono, dicono siamo soli, non conosciamo le associazioni. Anche una signora da Messe, che poi ho dato i riferimenti, voleva che dissi anche i numeri di telefono, ma spero che anche qualcuno, come chiamano Rete Vende, cominci anche a informarsi, a fare, non deve essere tutto pronto, devi anche tu aiutarti a capire, ecco, che puoi cercare, che puoi vedere, io ti do il là, però dopo devi anche tu imparare a essere più indipendente, nel senso che se io non ho i pulmini, ad esempio, per andare a prendere, il mio sogno è andare a prendere i diversamente giovani durante la settimana, portarli a teatro. Adesso arriva la bella stagione, fare un bel giro magari sul Montello, che è una bellezza che pochi hanno, noi abbiamo la fortuna di avere, non so perché è sempre a Toscana, noi altri che avevamo il Montello non sapevamo neanche ad averlo, non importa. Sto collaborando anche con i sindaci, perché sono stanca di sentire sono sola, Mirella, non riesco a muovermi, non riesco a uscire perché non ho nessun aiuto, però avrei ancora la voglia di conoscere, sono viva, ecco, voglio essere viva. Non pensi, Giorgio, che sarebbe utile nel momento che si decide di fare questo, sapere chi fa cosa e chi ha cosa? Ad esempio, chi ha i pulmini per andare a prendere queste persone, chi ha gli accompagnatori adatti, perché ci vogliono anche accompagnatori adatti e noi li abbiamo, che abbiamo super professionisti che magari sono andati in pensione, come dice Franca, e fanno il mondo del volontariato. Cioè unire le forze, non perché io sono Aido, non riesco a interagire con un'altra realtà perché ho un'idea bellissima, ma da sola, anche se sono Aido, non ce la faccio, ma così vale
vale per me e per gli altri. Non pensi che dobbiamo smettere di guardare chi ha il campanile più alto, chi è più appoggiato alla politica, chi ha più economicamente più forte, ma guardare la comunità. A cosa serve la comunità? Sicurezza e meno solitudine. Prego, guarda, Giorgio. direi che è basilare. A Silea, ad esempio, Silea è una realtà, ci sono circa 21-22 associazioni di volontariato. Siamo uniti perché, ad esempio, la prossima settimana ci vediamo tutti quanti per organizzare la festa delle associazioni in primavera. Quindi c'è già diversi contatti fra di noi. Dopo, noi eravamo stati invitati al club Frecce Tricolori, ci avevano invitato alla serata conviviale, una roba favolosa, sorprendente. Guardi, avere questo sano patriottismo è veramente una grande emozione. C'era la sindaca, comunque la dottoressa Rossella Accennò, ha fatto un discorso, guardi che tante volte questi discorsi che fanno sembrano i discorsi così, il semplice saluto. A volte, guardi, ci sono cose molto profonde. Ad esempio la Rossella aveva detto, volete un consiglio? Quando voi fate una qualsiasi manifestazione come questa, invitate sempre almeno un'associazione. È come uno scalino, ci sono associazioni che magari o perché sono piccole o perché sono in pochi, non riescono mai a organizzare avvenimenti. Perché ha detto in queste occasioni, non so, gli date il diritto di tribuna, una alla volta. Bellissimo questo. Allora ti do una news nuovissima. Con l'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada è stato chiesto per il 13 aprile, così vi dico anche questo, domenica 13 aprile, brava Franca, vedete Franca prende appunti, col comune di Treviso ha chiesto l'autorizzazione e il comune di Silea, che ho avuto anche ospite, anche l'assessore Biasin, di fare una manifestazione per la comunità, per la sicurezza, per far capire che l'unione fa la forza, e siamo già più di 40 associazioni che partecipano. Perciò si parte da Treviso o da Silea, adesso vedremo perché ci coinvolgeremo tutti. L'assessore Biasi è rimasto veramente contento di più, perché l'unione fa la forza. Prima dobbiamo farci conoscere, perché a parte quelle importanti, come hai detto tu Giorgio, non li conoscono, non sanno chi sono, loro non hanno la forza da soli di andare avanti. Perciò il 13 aprile ci sarà questa grande unione di associazioni, perciò se anche voi avete anche altre associazioni, visto che è coinvolto il comune di Silea, perché partiremo o dal Ponte della Gobba, proprio all'inizio della Restera, fino alla fine di Silea, perciò pensate che giro bellissimo, coinvolgendo i cittadini per farci conoscere, per farli partecipare. Ci sarà una raccolta di firme anche per l'albergo obbligatorio ai motociclisti per la sicurezza, perciò coinvolge tutti. Abbiamo associazioni importanti, ci affianca anche il CONI di Treviso, perciò siamo in tanti, proprio perché le associazioni mi hanno chiesto questo. Voi sapete che io li invito tutti qua, poi ne abbiamo un'altra che è anche seduta qui nella poltrona, poi ci racconterà anche questa storia, perché sennò non andiamo avanti, Giorgio. Finché continuiamo a dire faremo, ci incontreremo, no, bisogna iniziare a fare una manifestazione, una data, dal nord al sud, perché l'Associazione Nazionale Familiari della Strada è in Sicilia, la presidente che saluto perché ha avuto anche un piccolo intervento, ma guardate, è una donna di un'energia unica, ha passato gli ANTA, non dico quanti, ma gli ha passato un'energia, una forza incredibile, e lei ha detto si parte, e si parte assieme. È lei che ha fatto la domanda, è lei che ha chiesto al comune di Treviso e al comune di Silea di fare questa grande manifestazione assieme a tutti, perché tutti devono aiutarsi e conoscerci uno con l'altro. Rinaldo? Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Con molto piacere ho visto quello che hai fatto vedere questa mattina, che fa questi due signori, i pardiga da 200 anni, solo per ben chi fa. Gli auguro tanta salute, perché solo salute si crea degli altri, perché l'idolo è una roba che non era neanche conosciuta. Adesso dice la signora che io riuscì a fare 360 nuovi iscritti, è brava e fortunata, perché l'idolo serve per dare la vita agli altri. Dico uno che fa un parente col fegato, che in ultima gli ha tappato per i capelli. Adesso ha 85 anni, col trapianto del fegato,
e è ancora qua, grazie al lavoro che fanno queste persone che sono qua. E dopo queste persone qua bisogna aiutarle, e con gli anziani, come che ti ha fatto vedere, gli anziani, gli ebrei, anche se in carrozzella, basta che abbia il cervello chi parla, enciclopedia gli anziani, ti assorbi di tutto, i giovani, i putei, dei gente intelligente, capo un anziano, dare do fiori ha dei gente intelligenti, perché gli anziani hanno la vita che gli ha fatto, e poi insegnare tante belle robe a tutti. E quello che fra ieri e oggi ti ha fatto 2 trasmissioni che ti ha fatto felice migliaia di persone. Queste, perché sempre pensare al male e alle disgrazie. Pensiamo anche a queste robe che c'è qua, che la persona anziana non è sola, finché le persone come voi altri, non sarà mai soli, hai capito Mirella? E vi insegni, per esempio, in pochi anni che te siamo, ma mi non sapevo niente, neanche che esistevi, nel senso che è importantissimo, è più importante di un politico che vada all'estero a cosa fare. Sta qua nel Veneto. Sta fermo adesso, fermate, basta, perché devo mandare, grazie caro Rinaldo, grazie, in effetti ho avuto tante di quelle telefonate ieri che mi hanno ringraziato per la bellissima puntata, hanno detto, perché ho iniziato con i bambini piccolissimi, poi con una coppia diversamente giovane e poi con 2 giovani fidanzatini. Abbiamo visto un amore incredibile. Ecco, questi ragazzini veramente, ecco, questi sono i belli esempi. Sì. E ha detto io senza di lui non starei mai, e lui ha detto io l'amo da impazzire. Sentite? Ecco, questi ragazzini, ecco, questi sono i bravi ragazzi. Ma grazie caro Rinaldo, adesso andiamo a vedere anche Laido, andiamo proprio a Silea, andiamo a vedere Giorgio Donaggio cosa ha combinato. Bellissimo Giorgio Donaggio, quante cose, quante iniziative, ma soprattutto il bene della comunità. Quanto è importante, ecco, alla sera quando tu rientri dire anche oggi la famosa goccia nell'oceano, Giorgio Donaggio l'ha messa. Ma guarda, è bellissimo, anche perché ogni associazione si pensa che faccia attività solamente per i fini inerenti alla sua associazione, ma non sempre è così. Io ad esempio avevo proposto a Biasin, abbiamo anche telefonato alla casa di riposo di Silea, l'ho proposto anche a Treviso. Una volta parlando con amici di altri comuni, ho detto, sai, noi ogni anno, in ottobre, in novembre, andiamo su una casa di riposo, offriamo, non so, le patate americane, ma non c'entra con l'AIDO, con la donazione. Bravo. Cioè, e io ad esempio, siccome sono in amicizia con una grande associazione, si chiama Clown in Corsia. Sì, conosciamo, li abbiamo avuti anche ospiti. Io ho detto, ascolta, perché quando andiamo non venite anche voi con nasi finti a dare allegria? Cioè, non è il messaggio dell'AIDO, quello è proprio vedere queste persone anziane felici quella giornata, ti riempie il cuore. Abbiamo Antonio da Quarto d'Altino, ciao caro Antonio. Carissimi, buongiorno a Giorgio, buongiorno a Franca, grandi, sono dei pilastri della nostra casa comune, così dico io, perché io vengo da Quarto d'Altino, ma sono pienamente concorde con loro e sono a supportarli per tutto quello che dobbiamo fare, perché veramente fatto il gruppo intercomunale è una cosa bellissima e ho trovato gente di gran cuore. Questo dico sempre perché siamo vecchi ormai dell'associazione e mi sono portato con loro che veramente sono bravi. Un complimento e andiamo avanti a cuore aperto, ecco questo, a cuore aperto verso gli altri.
Grazie e un augurio a tutti. Grazie caro Antonio, grazie. Allora andiamo a vedere anche Angelino Tronchin, eventi Aido Treviso. Bellissimi, complimenti veramente. Allora sentiamo come ci saluta Giorgio Donaggio prima di lasciare il posto a Anna Toffoletto, un'altra associazione Oggi e Domani Insieme. Giorgio, con quale messaggio ci vuoi salutare? Il messaggio più bello è quello di dire, quando andate a rinnovare la carta di identità, che c'è l'ufficiale dell'Anagrafe che vi propone di dire sì, no o non so, mi raccomando, se siete incerti, non stare a dire no, perché molti nell'incertezza dicono ma è un problema che non mi sono mai posto, dico no. Attenzione che quel no pesa come un mattone. Se non siete, potete dire sì o no, se ognuno è libero. Se siete incerti, dite semplicemente non so. E magari in un altro momento prenderete questa decisione, perché una volta che là c'è scritto no, in caso di necessità non si procede assolutamente, non si chiede neanche ai parenti niente. La persona ha detto no, non vuole donare niente. Quindi la raccomandazione insomma è che se uno è incerto non dica niente, non si esprime e si lascia questa decisione in un secondo momento. Grazie a Giorgio Donaggio, anche lui che fa parte di questa famiglia meravigliosa che è l'Aido, perché è proprio una grande famiglia anche l'Aido, bisogna dirlo, perciò grazie e pubblicità.
un'altra graditissima ospite è Anna Toffoletto, associazione Oggi e Domani Insieme. Sentite che bello questo titolo che hanno dato, ecco, che dà proprio la sensazione della sensibilità dell'unione. Allora, conosciamo Anna Toffoletto. Chi è Anna Toffoletto e cos'è questa associazione Oggi e Domani Insieme? Quando è nata? Cosa avete fatto? Prego, Toffoletto. La nostra associazione è nata ancora nel 1983, la fondatrice è stata la signora Bruna Dal Secco, che adesso ha la tenera età di 88 anni e è sempre molto attiva e mi dà sempre ottimi consigli. Salutiamo allora, salutiamo la Bruna, ecco, la Bruna, che tra le varie cose è anche la mia madrina. Ecco, quindi, ecco. Non a caso, non a caso proprio. La signora Bruna è sempre stata molto sensibile e partecipe alle attività delle associazioni, al bisogno della comunità. E io devo ringraziarla per avermi coinvolto da oltre 20 anni in questa attività. La nostra associazione, diciamo che nel suo piccolo spazia su tantissime cose, sui bisogni della nostra comunità. Un giorno può essere una cosa, un giorno può essere un'altra, dipende da quello che anche i servizi sociali ci propongono, perché magari ci dicono abbiamo una criticità e noi interveniamo naturalmente con le nostre forze. Dove avete la sede, Anna? Abbiamo la sede a Nervesa, sulle ex scuole medie di Nervesa. Il comune ci ha dato Nervesa della Battaglia. Nervesa della Battaglia, sì. E noi come attività in questo che sta andando avanti comunque, diciamo, da più di 10 anni, abbiamo la lotta allo spreco alimentare. Mamma mia. E quindi in collaborazione anche con un'altra associazione, loro vanno per i supermercati anche con il nome della nostra associazione a prendere tutti gli alimenti in scadenza, e noi in collaborazione con i servizi sociali che ci segnalano le famiglie bisognose, una volta alla settimana distribuiamo questi alimenti in scadenza, che comunque sono tutti usufruibili, dalla verdura alla frutta e al fresco. Poi abbiamo anche una latteria da vicino che ogni tanto ci consegna cose che scadono anche dopo una settimana, ma che però loro non possono più portarla ai supermercati. E una volta al mese siamo entrati anche nel Banco Alimentare Europeo. Quello di Udine o di Verona? Quello di Verona. Quello di Verona. Quello di Verona. Poi ci chiedevamo ancora assieme alla Bruna, ancora 20 anni fa, cosa possiamo fare, che bisogni senti. Io ero direttrice di un ufficio postale, dell'ufficio postale di Nervesa, quindi mi sentivo, siccome l'ho fatto sempre come una missione, se devo dire la verità, vedevo tutti i casi che potevano arrivarmi in ufficio, le difficoltà che incontravano le persone. E siccome Nervesa 20 anni fa aveva ancora una grossa realtà industriale, c'erano parecchi extracomunitari. Vedevo che venivano le donne che dovevano magari compilare un bollettino, non sapevano come fare, non sapevano spiegare, e abbiamo fatto, insieme con delle maestre in pensione, abbiamo fatto un corso di lingua italiana per donne extracomunitarie. E questo è andato avanti fino a gennaio dell'anno scorso, quando assieme a delle insegnanti che venivano nella mia scuola siamo riuscite, naturalmente sempre di concerto con i servizi sociali, a portare il CPA, la scuola certificata a Nervesa, e per noi è stato un fiore all'occhiello riuscire ad avere il CPA a Nervesa, perché poi sì, è vero, c'era Montebelluna, ma queste povere donne... Spieghiamo anche cos'è il CPA, perché le sigle vanno spiegate così a casa capiscono bene. È la scuola che ti permette, di italiano per extracomunitari, ti permette di accedere anche al permesso di soggiorno, cioè non anche, ti permette di accedere... Che non è cosa così semplice, facile. Soprattutto per le donne, perché i mariti si muovono come vogliono. Io vedo, noi abbiamo una realtà araba, diciamo, principalmente, e dovrebbero prendere una corriera per andare, che poi non era neanche Montebelluna, era Biadene, e quindi hanno i bambini, hanno tutto difficoltoso. Noi per 20 anni nel nostro piccolo, e loro si divertivano tanto quando venivano anche alla scuola, perché era un momento di aggregazione, poi portavano il tè, poi portavano il pasticcino.
Nel 2023 Nervesa purtroppo era commissariata e con il commissario, che dico anche il nome, Paola De Palma, è stata lei che ha voluto fortemente, abbiamo fatto una festa proprio di tutte le donne extracomunitarie, sono state felicissime, tutte si sono attivate, hanno portato il cibo. Ecco, è Anna, stato un momento scusa di se corro, ma aggregazione. purtroppo il tempo è tiranno. Ecco, il messaggio che io volevo dare questa mattina è proprio questo. Siccome sta passando il messaggio che il diverso è brutto e cattivo, specialmente se è di colore scuro, allora io vorrei che tu spiegassi, come spiego io tantissime volte, invece la sensibilità, la gentilezza, ecco, il saper star zitti, non dire sempre io, ringraziare quando diamo qualcosa. Ecco, io vedo questo al mio banco alimentare, vedo queste donne anzi molto attente ai loro figli, molto attenti ai loro figli, cosa che non vedo in tantissime anche coppie giovani, mamme giovani, basta vedere i ragazzini. E soprattutto quello che vorrei far capire, che integrazione è bello, vuol dire aprire la mente, vuol dire aprire quel mondo che tu non conosci. Io vedo che aiutano anche le diversamente giovani, ecco, proprio le aiutano anche a portare le borse, se hanno bisogno di qualcosa, chiacchierano assieme e un po' alla volta, come dici tu, anche questa lingua che non conoscono, ecco, viene imparata. Perché? Perché hanno bisogno di impararla. Se vogliono integrarsi, sennò come fanno? E voi dovreste vedere le nostre nonne, la pazienza che hanno. Allora una gli ha detto, inizia a dire ciao e il mio nome. E un po' alla volta, ogni volta che ci vediamo, io ti insegno una parola, una frase, te la scrivo e tu la nonna. Pensate che bello, perché? Perché queste nonne sanno cosa vuol dire aver fame. Perché hanno provato, non la povertà, hanno provato la miseria, che lo dico sempre che è un'altra cosa. E quando uno ha provato la miseria, capisce questa persona che non ha niente, e per fortuna che adesso ci siamo noi, perché loro all'epoca non avevano i banchi e gli empori solidali, non avevano proprio niente, però capiscono cos'è la fame, il senso di aiuto. Tanto è vero che anche quando facciamo le collette alimentari fuori dei supermercati, quelli che donano più sono i diversamente giovani, quelli che hanno provato, quelli che sanno cosa vuol dire la fame. Prego Anna Toffoletto. Sì, io se devo dire la verità ho trovato molta soddisfazione nello svolgere questa mia attività, perché abbiamo fatto anche un sostegno scolastico per bambini extracomunitari al pomeriggio. L'altro giorno proprio ho trovato il papà di uno che veniva prima al banco alimentare, poi aveva i figli che venivano a questo sostegno, era tanto che non lo vedevo, adesso questo lavoro non viene più. E lui mi saluta proprio, sono molto affettuosi, quando sanno di aver avuto qualcosa sono affettuosi, sono riconoscenti. E ho chiesto ai tuoi figli come vanno, perché è un pezzo che non li vedo, sono grandi ormai, e mi fa, la figlia lavora all'aeroporto di Bologna, si è laureata in lingue e lavora all'aeroporto di Bologna. Il bambino, quello più grande, quest'anno fa la maturità perito meccanico e adesso ho quella di 16 anni che farà odontotecnico. Cioè per me è stata una grande soddisfazione, perché vuol dire che si sono integrati al 100%, che il mio obiettivo è stato raggiunto. Brava Anna Toffoletto. Allora vediamo anche le foto che ha portato Anna Toffoletto, come abbiamo visto anche quelle dell'Aido. Allora qui cosa stiamo vedendo? Qui Anna? è il progetto Benin. Noi quello che vediamo è padre Rodrigue, e lui viene all'estate viene in Italia a sostituire i nostri parroci per permettergli di fare le ferie. Allora ci ha fatto conoscere la miseria del Benin e abbiamo fatto diversi progetti. Il primo progetto è stato costruire un pozzo d'acqua. Un pozzo d'acqua loro che è loro, mi diceva, fanno anche 20 chilometri con una tanica sopra la testa per andarsi a prendere l'acqua, e poi magari qualche donna rischia anche di essere violentata durante il percorso che va a prendere l'acqua. Allora abbiamo fatto questo pozzo d'acqua, questo pozzo per l'acqua, che poi pozzo per l'acqua noi non la berremo, però comunque abbiamo contribuito, ci siamo attivati e abbiamo fatto il pozzo. Poi
Un'altra necessità che avevano sempre nel paese del bambino che vediamo in foto, che lo stiamo mantenendo noi tra le varie cose della nascita, perché quando è nato lui era mancato il marito della nostra presidente onoraria, la fondatrice dell'associazione. Allora abbiamo detto, abbiamo raccolto dei soldi al posto di far fiori, cosa facciamo, non facciamo? Abbiamo detto al padre Rodriguez, se trovi un bambino appena nato che nascerà, che gli mettono nome Renato, noi ci impegniamo a mantenerlo a vita. Cioè a vita, sì, finché raggiungerà di farlo studiare, nel percorso di vita. E quindi adesso il bimbo è presso la loro missione, che è a 200 km da casa, perché dove sono loro proprio non c'è niente, e noi lo manteniamo, oltre a lui anche la sorella, perché lui era piccolino, piangeva, e allora abbiamo portato anche la sorella. Padre Rodriguez ci ha detto: guardate, è brutto da dire, proprio quest'estate quando è venuto, perché mi porta sempre i conti, lui vuole farmi sapere le spese, le foto del bambino. È brutto da dire, la ragazzina a 13 anni è intelligentissima, se fosse stata nel suo paese adesso aspetterebbe già un bambino sicuramente. Invece anche noi siamo felici che oltre al bimbo abbiamo salvato anche la sorella. Avete visto, Anna Toffoletto è bianca, è veneta, eppure sta appunto raccontando in maniera incredibilmente vera quella che è la realtà che molti di noi non vogliono vedere. Io delle volte, Anna, dico a qualcuno che è molto arrabbiato, ecco, verso questa gente che arriva: ma hai mangiato meno? Hai bevuto meno? Quanti ne hai a casa tu che sei così rabbioso verso queste creature? E faccio vedere molte volte quella foto del bambino sulla spiaggia morto e ho detto: chi è che non salverebbe quel bambino? Anche quelli più rabbiosi, a mio avviso, perché quella è la realtà. Bambini che non c'entrano niente, sono solo sfortunati di essere nati nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, e che noi dobbiamo aiutare. Avete sentito i bambini che stanno arrivando da Gaza? Io sono fiera del mio paese che li aiuterà, che li curerà. Avete visto questi bambini malati oncologici che verranno curati qui da noi, perciò io ringrazio veramente il mio paese di fare questo. E a questo punto io passerei la parola anche a Franca Gasparini, però prima vorrei vedere questa intervista che è stata fatta, Sport senza barriere. Andiamo a vedere l'intervista a Aido. Siamo con un'altra associazione importantissima, non solo a livello locale ma a livello nazionale, molto importante, ed è l'Aido. Oggi abbiamo il vicepresidente che si presenta, prego. Buongiorno a tutti, sono Stefano Collavo, vicepresidente vicario della sezione provinciale di Treviso. Oggi è una giornata molto importante per queste associazioni perché sono qui a diffondere la cultura dell'inclusione attraverso le attività sportive, tutte le attività sportive, perché non esiste un atleta di Serie A e un atleta di Serie B. Siamo qui tutti per far vedere quali sono le nostre attività e l'Aido provinciale in questo momento qui è impegnata molto a diffondere la cultura della donazione e abbiamo qui con noi il presidente comunale della sezione Aido di Treviso che volevo presentarvi, che è Giorgio Donaggio. Che noi conosciamo bene perché qui specialmente a Treviso questi nomi importanti di queste associazioni che fanno solo del bene fortunatamente li conosciamo. Grazie veramente, grazie. Allora Giorgio, passiamo davanti alla consorte, a Franca, che poi presenteremo, però Giorgio è il boss, non posso saltare Giorgio. No, Giorgio è il numero 1 a Treviso. Prego, presentati Giorgio. Allora, io mi chiamo Giorgio Donaggio, sono presidente del gruppo Aido di Treviso Città. L'Aido a Treviso ha quasi 3.000 iscritti. Noi facciamo tantissime attività, oggi ringrazio anche tutti gli organizzatori che ci danno l'opportunità di contattare tantissime persone. Pensate che l'anno scorso, per dire, siamo stati 29 volte su un anno sulle piazze, cioè con i banchetti come vedete adesso, e i risultati in comune, con la scelta in comune, col dire sì alla donazione, i risultati ci vengono riconosciuti e quindi grazie anche a voi di questa opportunità che ci date.
E non poteva mancare di sicuro una donna. Abbiamo chi? Franca, presentati. Sì, buongiorno a tutti, io sono Franca Gasparini, ho l'onore e l'onere di essere la segretaria di AIDO Regionale Veneto. Che dire, io sono molto emozionata, sono molto contenta di essere qui in questo posto meraviglioso, dove vedo che l'inclusione dello sport è una cosa proprio sentita. Noi come AIDO abbiamo diversi testimonial di persone che hanno subito il trapianto e che dopo il trapianto hanno potuto condurre una vita normale come tutti e oltretutto hanno anche avuto degli ottimi risultati a livello sportivo. Io chiedo solo una cosa, dite sì, perché il sì è un sì alla vita. Grazie. Grazie tantissimo, veramente grazie, buon lavoro, grazie. Abbiamo in linea Lorenza da Mestre. Ciao Lorenza. Ciao Mirella, ascoltami, volevo chiederti una cortesia. Se c'è un AIDO qui a Mestre, io purtroppo ho varie patologie e ho le gambe che le sto perdendo e mi chiedevo dove potrei svolgermi qui diciamo a Mestre, ecco. E chiaramente avendo difficoltà motorie, chiaramente con varie patologie, chiedevo cosa svolgono eccetera in questi casi. Grazie Mirella, buona giornata a tutti e ai tuoi ospiti. Grazie a te Lorenza, prego Franca Gasparini. Sì, allora innanzitutto ciao e ti volevo dire che ho una bellissima notizia, nel senso che dall'anno scorso esiste AIDO Gruppo Comunale di Mestre, ecco. Quindi basta solo mettersi in contatto e da lì poi ci sarà una persona dedicata che potrà indicarti anche qualsiasi, insomma, le attività che vengono fatte e se hai a piacere, anche se puoi, magari se hai del tempo, venire anche in associazione da noi e magari fare qualcosa a livello del volontariato, quello che tu credi, che tu hai più piacere insomma di fare. Ecco. Allora, vedi, quello che traspare Franca Gasparini è quello che ho detto all'inizio, non sanno. Noi facciamo tanto, però se non riusciamo a fare rete, ecco, se tu non fossi stata qui questa mattina, magari Lorenza non avrebbe mai saputo che c'è questa possibilità, perché da soli non ci arrivano, non c'è niente da fare. Non pensi che, come ha detto prima Giorgio, che dobbiamo donare di più, che dobbiamo crescere culturalmente? Perché fino all'altro giorno, perché parlo di anni fa, non di anni luce fa, non c'era questa diffusione di queste associazioni, di conoscerle, di interagire, di fare queste esperienze tutte assieme, questo scambio, e questo è molto importante perché c'è la paura di fermarsi. Io dico sempre, delle volte anche nelle piazze, io vedo queste bancherelle molto importanti, ma tutti dietro la bancherella che aspettano che si fermi qualcuno. Io sono dell'idea che dobbiamo andare davanti alla bancherella, fermare le persone, prenderle per mano. Delle volte basta un piccolo gesto, ad esempio quando c'è l'arancia, offrire l'arancia, la zalea, cioè il tocco, ascoltami, prendimi, perché siamo profondo nord, non c'è niente da fare, c'è il profondo sud ma è molto più aperto. Sono molto più accoglienti, perché è vero, noi dico sempre che se suonano il campanello a mezzogiorno che siamo apriti cielo, perché siamo così, non c'è niente, è inutile che diciamo che non è vero. Se riusciamo a passare questo, invece di metterci dietro, metterci davanti, far capire che stiamo facendo il bene loro, della comunità, perché è questo che stiamo facendo, non stiamo facendo il nostro interesse, stiamo facendo il bene della comunità, che è quello di informarli, come dice Lorenza, come posso sapere, dove posso informare se ho bisogno. Ecco, quando ci sono queste riunioni delle associazioni che faremo anche il 13 aprile, perciò siete invitati tutti, su uno dei posti più belli che abbiamo, che è la Restera, che inizia a Treviso e finisce a Silea, oppure inizia da Jesolo e finisce a Treviso, perché è un ponte lunghissimo, una strada meravigliosa.
tutta costeggiata dal meraviglioso fiume Sile, noi non andremo da nessuna parte. Perciò dobbiamo esserci, fare squadra e informare questa popolazione molto chiusa, che ha paura di fermarsi, che ha paura di mettere le firme. Perché? Perché sono stati fregati. Basta vedere le truffe che ci sono. È questa che è la paura, ecco, regna la paura, non dobbiamo avere paura, dobbiamo fidarci specialmente delle associazioni di volontariato. Prego Franca e poi sentiamo anche Anna Toffoletto. Sì, purtroppo anche questa è una realtà, cioè quando siamo nei banchetti le persone a volte sono frettolose e non tutti i volontari magari se la sentono di avere un approccio più diretto e in questo noi adesso stiamo anche cercando proprio di formare i nostri volontari anche in questo. Detto fatto, io volevo anche dire una cosa, è vero, questo è una realtà. Allora, noi per esempio stiamo proprio cercando adesso di portare avanti dei corsi di formazione in modo che i volontari abbiano anche proprio quella capacità di interagire con gli altri. Perché bisogna anche essere portati, bisogna essere non è che portati. Tutti quanti possono fare questo. Ecco, e se posso permettermi, volevo dire anche questo. Allora, esistono i social ci sono, noi li stiamo portando avanti tantissimo. E io però volevo soffermarmi anche su questo. Esistono i social, ci sono le mail, sembra che il mondo giri attorno a questo sistema virtuale. È vero, però è altrettanto vero che a volte una telefonata fatta da persona a persona, da volontario a volontario, accresca proprio anche quel bisogno, come dicevi tu Mirella, di sentirsi comunità, di sentirci che ci siamo, che c'è un rapporto di amicizia, che se tu sei volontario lo sono anch'io e quindi non è una mail, non è un messaggio WhatsApp, ma è magari una telefonata tra due persone che si dicono e ora sei tu qua, ok, ascolta che sei da fare questo, femo insieme, andiamo avanti insieme. Ecco, questo è proprio una cosa che ho visto anch'io nella realtà, che ci sono tanto le mail, WhatsApp e compagnia, che però a volte non aiutano ad aumentare quella che è proprio l'amicizia tra le persone e anche quello che è il volontariato stesso. Se mi permettete, io vorrei fare anche un piccolo annuncio. Allora, adesso noi come AIDO stiamo procedendo con una realtà diversa. Allora, abbiamo tanti volontari, li avete visti, siamo volontari tutti che abbiamo una grande forza, che vogliamo portare avanti il messaggio della vita, del bene, del sì, vogliamo aiutare la comunità, però nel caso nostro esiste che siamo tutti tanto grandi, nel senso che siamo diversamente giovani. Allora è successo che abbiamo avuto la necessità di preparare un progetto, un bando regionale che ci è stato accettato e che è partito all'inizio a gennaio 2025 proprio per rinnovare la nostra associazione, perché l'associazione ha bisogno di gente giovane. Nasce questo progetto bellissimo, informazione nelle scuole, fatta non da noi che possiamo essere i nonni, ma bensì dai ragazzi stessi. Quindi adesso si stanno formando ragazzini delle terze superiori che potranno dal passato, diciamo, il 2025, ma anche il primo quadrimestre del 2025, porteranno loro stessi il messaggio non solo di AIDO, ma anche del volontariato stesso ad altri ragazzini della loro età. Quindi non noi persone di una certa età, ma da ragazzo di 16-17 anni a coetaneo.
e speriamo che questo possa un po' perlomeno svecchiare quello che è la nostra associazione, ma soprattutto riportare il valore del volontariato a quello che era negli anni 90, 80, cioè io mi ricordo, a quell'epoca eravamo giovani anche noi, e come si viveva, quanto si viveva proprio a cuore aperto per aiutare gli altri. Ecco, vorremmo proprio far passare questo messaggio, il messaggio che anche i ragazzini possono dare agli altri, possano crescere e diventare loro stessi volontari. Sentiamo Anna Toffoletto come commenta. Prego Anna. Sono perfettamente d'accordo con la collega, perché anche noi a volte, io e soprattutto la mia collaboratrice più stretta, ci facciamo delle domande: quanto riusciremo ancora ad andare avanti, perché siamo tutte, diciamo, diversamente giovani. E fai molta fatica a trovare persone da inserire. Adesso siamo contente perché soprattutto sul sostegno scolastico abbiamo trovato delle nuove pensionate che comunque sono già anche loro diversamente Però giovani non ce ne sono. No, giovani non ce ne sono. Allora io penso una cosa, e lo dico anche a Anna Toffoletto e a Franca Gasparini, sarà un progetto che porterò avanti, che è quello di fare l'educazione civica all'interno del mondo del volontariato. Basta andare per le scuole, possiamo andarci, ma non come facciamo adesso, perché dopo anni non vediamo risultato, vuol dire che non funziona, perché sono anni che andiamo nelle scuole, chi più chi meno, ma sempre, perché questi ragazzi a mio avviso vogliono essere intrigati, vogliono essere loro i protagonisti, sbagliando, magari noi insegneremo, però dobbiamo renderli protagonisti. L'educazione civica, se vogliono anche queste persone che possono decidere il futuro di questi ragazzi, loro devono capire che c'è un mondo che non conoscono, che possono toccare con mano. Ma possibile, siamo 350 associazioni, ma possibile che non trovino un'associazione che li intriga di più? Ma io non ci credo, è perché leggiamo la lezioncina in classe, loro si sono stancati, perché siamo sempre quelli, non è che si cambia molto, dobbiamo intrigarli, toccare con mano. Io vedo la Croce Rossa perché ai giovani? Perché li rende protagonisti. Questo è, e loro si appassionano. Perché il mondo degli animali ha più giovani? Perché sono protagonisti. Possibile che non riusciamo a capire che forse qualcuno deve capire che i ragazzi devono uscire? Non è che si possa fare tutto a scuola, perché c'è un mondo meraviglioso che possono conoscere. Ecco, questo è l'obiettivo che penso veramente di portare avanti grazie anche a queste esperienze. E allora andiamo a vedere questa mamma che ha donato questo rene al suo bambino. Andiamo a Padova. Elisabetta, la mia figlia, è nata con una malattia rara e subito dopo la nascita siamo state costrette a passare tanto tempo in ospedale a Fiume, perché noi veniamo da Fiume. La dialisi già all'età di 1 anno, poi il viaggio Zagabria a Padova, al centro di eccellenza a livello europeo per i trapianti su bambini che pesano meno di 20 kg. 6 anni fa lei ha fatto il trapianto qua a Padova dal donatore vivente, dalla nonna. Lei si è offerta subito e quando abbiamo saputo che i esami vanno benissimo, che sono 100% compatibile, lei aveva una felicità immensa e tutto questo periodo lei non vedeva l'ora. Elisabetta oggi ha 9 anni, ha ricevuto rene dalla nonna, poi c'è Giovanni che di anni ne ha 17, lui ha ricevuto rene dalla mamma, anche lei medico. È stata una possibilità preziosa, ecco, questo io l'ho vissuto in questo modo. Non so se l'ho salvata, ho fatto quel che potevo fare dando quello che avevo a disposizione. La donazione con il trapianto, l'ultimo anello di una catena di valore che restituisce la vita a questi piccoli pazienti, dal supporto psicologico a quello nutrizionale, il percorso di dialisi, la chirurgia, il lavoro di squadra delle 2 unità operative chirurgia e nefrologia, i controlli che seguono e accompagnano i piccoli pazienti nella crescita. Tutto ciò gli ha dato la possibilità di crescere e svilupparsi
trovarsi bene e di poter fare la propria vita. Questi bambini devono comunque continuare ad essere seguiti in centri di riferimento con dei controlli ambulatoriali molto frequenti. Un'altra cosa che il nostro centro effettua da anni sono delle biopsie renali di protocollo, quindi delle biopsie renali nelle quali a intervalli prestabiliti a 6, 12 e 24 mesi dopo il trapianto andiamo a controllare dal punto di vista istologico, dal punto di vista microscopico come sta il rene trapiantato, per cercare di mettere in atto in maniera preventiva delle terapie che possono essere necessarie a migliorare ancora la sopravvivenza dell'organo. Una nicchia di attività che qui a Padova curiamo con molta attenzione e che fa di Padova, nell'ambito dell'attività trapiantologica anche pediatrica, un centro di eccellenza. Ed è proprio uno dei 77 pazienti trapiantati a Padova, aveva 11 anni, che una volta divenuto adulto ha scelto di studiare per diventare medico. Questo ragazzo adesso si è laureato e in questo momento si sta specializzando in medicina d'urgenza. Allora, Franca Gasparini, come chiudiamo dopo aver visto questo meraviglioso servizio? L'amore, ecco, qui trionfa l'amore. Certo. Allora, trionfa l'amore e trionfa anche la vita. E volevo dire anche questo, che tutte le associazioni e ovviamente quella che anche la nostra, insomma, lavorano per la vita. Detto questo, io vorrei chiudere con un appello. Appunto, adesso stiamo lavorando a questo nuovo progetto, proprio come diceva Mirella, per istigare i giovani a fare qualcosa. Io adesso faccio un appello. Si stanno formando questi ragazzini di 16-17 anni. Questi ragazzi poi, per andare nelle scuole, dovranno essere accompagnati per parlare ai loro colleghi, ai loro coetanei. Accompagnati da chi? Accompagnati dai testimonial, cioè da ragazzi della loro età, quindi 16, 17, 20, al massimo 25 anni, che però hanno subito l'esperienza, sono stati trapiantati oppure sono donatori, nel senso che hanno perso una persona cara e assieme alla loro famiglia hanno deciso di fare del bene dicendo del sì alla donazione e salvando tante vite umane. Perché faccio questo appello? Perché non è semplice, stiamo cercando di trovare in tutti i modi ragazzi, figli, insomma parenti di donatori, oppure ragazzi che hanno ricevuto un trapianto. Non è facile, molti preferiscono non parlare, però chiedo proprio questo perché è molto importante che da un ragazzo giovane venga fuori una storia così, magari di dolore e sofferenza, che poi però si è risolta nel bene, nel ritornare ad una vita piena, e che i ragazzini della loro età allo stesso modo riescono a percepire questo. Cioè non una cosa detta da persone magari anziane come noi, ma detta da ragazzi giovani, perché purtroppo anche i trapianti, purtroppo anche è un bene, ma vengono fatti anche in età giovanile e quindi si dà proprio poi la possibilità di una vita piena. Grazie, ecco. Devo chiudere purtroppo, Franca, non ho più tempo. Sentiamo i saluti di Anna Toffoletto, il messaggio. Io saluto tutti quanti, ringrazio il mio direttivo per supportarmi sempre e speriamo di poter operare ancora nella nostra società come abbiamo fatto fino adesso. Grazie anche a Anna Toffoletto, oggi e domani insieme, grazie a Franca Gasparini e Giorgio Donaggio, Presidente e Segretaria AIDA Regione Veneto e Presidente Intercomunale Treviso Stilea Giorgio Donaggio, bravissimo Giorgio, complimenti. Adesso noi andiamo in pubblicità. I treni devono collegare la gente, portare cultura, essere simbolo della libertà. Mai più treni piombati, carichi di famiglie senza nulla, che si guardano attorno smarriti cercando di capire come e dove potranno ricominciare il loro futuro. I treni devono permettere a tutti di viaggiare, di scegliere dove andare. E così, nel giorno del ricordo, che grazie a una legge del 2004, ogni 10 febbraio, ricorda i massacri delle foibe e l'esodo giuliano e dalmata, fa tappa alla stazione di Padova il treno del ricordo, 4 vagoni che ospitano una mostra multimediale e l'esposizione di ciò che avevano con sé
istriani, fiumani e dalmati durante la fuga verso l'Italia del secondo dopoguerra. Significa anche colmare taluni buchi neri della storiografia e significa anche rendere omaggio e quindi dignità a fatti e personaggi, a vittime. Ci sono nomi che ricordiamo, ma c'è una moltitudine di sconosciuti, e non solo nell'eccidio delle foibe ma anche nell'esodo, moltitudini senza nome che noi abbiamo il dovere di ricordare e la cui memoria dobbiamo difendere. Sul treno che ripercorre idealmente il viaggio degli esuli, l'esodo, il viaggio del dolore e i ricordi di una vita. Dopo Trieste e Padova farà tappa a Bologna, Roma, Napoli, Lecce e Sassari. Gli esuli finalmente non saranno dimenticati. La famiglia di Italia Giacca, che fa parte dell'associazione Venezia Giulia Dalmazia, è originaria di Stridone, paesino al centro dell'Istria. Felice dell'iniziativa, lamenta solo un neo nella comunicazione. La nostra tragedia, sappiamo, si compone di 3 momenti: le foibe prima, quell'orrore, poi quella tragedia dell'esodo e poi 50 anni di silenzio. Negli interventi odierni è stata proprio una mancanza nei nostri confronti, perché nessuno ci ha menzionati, diciamo, con il dovuto rispetto. Nelle foibe persero la vita centinaia di migliaia di persone. Gli italiani e i familiari di chi visse questo dramma oggi si sentono meno soli. E dopo questo importante servizio di questo treno che è partito per ricordare il giorno del ricordo importantissimo, saluto al video Canevese, presidente nazionale Fanti d'Arresto. Grazie veramente Presidente di essere qui. Saluto veramente e ringrazio Agostino Solagna, già Fante d'Arresto, però che ringrazio perché mi ha portato il Presidente, perciò grazie veramente Agostino. Agostino è preziosissimo per Mirella perché conosce tante persone. Per arrivare a queste persone io ho bisogno anche di queste persone, perciò grazie Agostino. Allora Presidente, cosa vuole raccontare, cosa vuole dire questa mattina qui a Sveglia Veneti? Esatto, allora intanto saluto tutti i spettatori e ringrazio appunto per il gentile invito. Io volevo focalizzare questo mio intervento su un episodio poco noto, diciamo, nel panorama nazionale del problema delle foibe e degli esuli dalmato-giuliani. Però prima Presidente spieghiamo cosa sono i Fanti d'Arresto, perché magari qualcuno non conosce, poi arriviamo a quello che dice lei. Allora, io come Presidente dell'Associazione Fanti d'Arresto, no, che riunisce tutti i militari che hanno, nei vari gradi avuti durante il servizio, che hanno militato nella fanteria d'arresto, che è una specialità dell'esercito italiano, no? Che aveva il compito di difendere i confini nord-est dell'Italia da un'ipotetica invasione dall'est di truppe del patto di Varsavia. Vediamo se il nostro regista bravo Andrea Basso riesce a mettere anche qualche immagine. Prego, sì. Presidente. Ecco, questa difesa dei confini nord-est praticamente era fatta su 3 linee di difesa praticamente parallele al confine. La prima linea era la linea, diciamo, del Carso, chiamiamola, proprio a ridosso del confine, no? Che andava da Cividale, diciamo, fino a Sablici, che è praticamente Monfalcone sul mare Adriatico, no? Poi passavamo alla seconda linea, quella del Torre Natisone, e la terza linea del Tagliamento. Praticamente queste linee di difesa erano sempre a ridosso dei fiumi, che erano già degli ostacoli naturali per l'eventuale invasione. Per il nemico, diciamo. Per il nemico, esattamente. Come era composta questa linea di difesa? Era composta da una serie di manufatti, chiamiamoli bunker per capire meglio cosa sono, messi in posizione strategica e che avevano appunto il compito di difendere un determinato, diciamo, campo visivo verso il confine. Praticamente questi manufatti, armati con pezzi di artiglieria e con mitragliatrici, eccetera, no? Appunto sarebbero stati interessati dall'eventuale, diciamo, invasione e, operando in perfetta autonomia tra di loro, perché i militari erano addestrati ad operare in autonomia, in maniera che praticamente ogni compagnia, ogni gruppo, come opera, perché è una parola che viene usata a tanti ma non viene mai spiegata. Cos'è un'opera? Un'opera è un gruppo di postazioni formata, diciamo, semplificando le cose, da un posto comando e poi delle postazioni per mitragliatrici e per cannone.
Questa è un'opera, può variare dal numero di postazioni, ma fondamentalmente l'opera è composta di queste cose: posto comando, postazioni per mitragliatrici, postazioni per cannone. Ecco, siccome che poteva essere che poi un'opera venisse tagliata fuori, diciamo, dalle comunicazioni, diciamo, con le altre, aveva comunque la possibilità di agire in proprio, perché i militari erano addestrati ad agire in proprio e aveva all'interno di quest'opera tutte le posizioni, diciamo, apicali per ogni diciamo, compito. Poteva avere il cuoco, l'infermiere, l'ufficiale medico, piuttosto che l'addetto al meccanico d'artiglieria, i mitraglieri, i cannonieri, la squadra di difesa, per cui era, come vorrei dire, un piccolo esercito addestrato per operare, diciamo, in proprio. Questo cosa succedeva? Succedeva, diciamo, nel lato del confine. Poi c'è una favoletta che ha sempre girato qua da noi, che noi ci avevano soprannominato i fanti d'arrosto, perché eravamo i primi a essere sacrificati, purtroppo, un'eventuale invasione. Però, visto come sono andate le cose con la Russia adesso, con il patto di Varsavia, non sarei stato proprio sicuro che sarebbero proprio entrati in Italia facilmente, diciamo, alla luce degli armamenti che c'erano all'epoca, ovviamente, certo. No? Perché ovviamente rapportato con all'epoca, gli strumenti che c'erano all'epoca, esattamente, no? E oserei quasi dire che la bontà del nostro servizio è stata quella di essere consapevoli di avere un compito che non era proprio dei più banali, diciamo, perché provate a immaginarvi, no, che un graduato aveva alle sue dipendenze, diciamo, una ventina di uomini perfettamente armati, con il deposito munizioni e con i percussori per i cannoni, per cui questa persona, che era un militare, diciamo, di leva, non era un ufficiale per cui addestrato al comando, eccetera, doveva tante volte prendere delle decisioni, se ce ne fosse stato bisogno, che erano superiori alla sua diciamo, capacità di visione della strategia. Doveva decidere. No? Allora, se rapportiamo queste cose con i parametri odierni di un ventenne, non ci sono paragoni, diciamo, voglio dire. Adesso uno di 20 anni non gli dà neanche una bicicletta in mano, no? Se facciamo rispetto a noi. Però voglio dire che noi ci siamo sempre comportati bene. Se devo essere un critico, devo essere critico con gli ufficiali, che molti non erano all'altezza della situazione. Questo sì. Beh, per quelli ce ne sono sempre, ce ne saranno sempre, non all'altezza della situazione. Penso che Agostino sia allora, sentiamo anche Agostino Solagna, già Fante d'Arresto. E perché Fante d'Arresto? Come mai, Agostino? Fante d'Arresto all'epoca, quando ho fatto la visita militare, avevo fatto richiesta di entrare degli alpini, però essendo su una fascia di territorio dove maggior parte era reclutamento di fanteria arresto, mi sono trovato Fante d'Arresto. Senza neanche sapere cosa erano i fanti d'arresto. Senza neanche sapere cos'era il Fante d'Arresto, perché non lo sapeva nessuno. E quando hai conosciuto la storia, cosa hai pensato? La storia non si conosce subito, si conosce dopo, fine militare, quando il militare l'hai finito, perché quando fai il militare sembra un gioco. Sembra un gioco, stai insieme, devi rispettare le regole, però sembra un gioco. Dopo vengono a mancare gli amici, vengono a mancare le situazioni, il divertimento, perché ci siamo anche tanto divertiti, e si ricorda quello che è stato un tempo. Adesso noi come associazione ricordiamo queste cose, questi fatti, le feste di battaglione, i ricordi, le cene, i pranzi assieme con vari, e adesso noi facciamo questo compito, ricordiamo le nostre storie, le nostre... per difendere il territorio. Sì. Oltre a questo mi permetto di intervenire, oltre ai compiti dell'associazione, adesso noi stiamo restaurando dei vecchi bunker, appunto di quel periodo lì, per renderli visitabili al pubblico, appunto perché questa specialità non cada nell'oblio, diciamo, di questa roba qua. Però io vi presenterò anche un personaggio, Presidente, che si chiama Dio ti salvi Perin, che lui sta veramente cercando di fare anche questo nel territorio. Lo conosco di fama. Ecco, perché veramente se la sta mettendo tutta, anche economicamente, spendendo molto, sta cercando di fare anche un museo della storia, però a qualcuno non piace. Allora andiamo a vedere in Parlamento questa polemica, mostra foibe in Parlamento UE. Andiamo a vedere.
Scontro a Strasburgo sul ricordo delle foibe al Parlamento europeo. Gli eurodeputati socialisti delle delegazioni slovene e croate hanno attaccato la mostra Foibe, tragedia ed esodo organizzata dal meloniano Stefano Cavedagna, definendola piena di falsità e inesattezze storiche e chiedendo alla Presidente dell'Eurocamera di ritirare i tabelloni dell'esposizione. Presentano una rappresentazione non veritiera ed estremamente dannosa della storia recente di Slovenia, Italia e Croazia, hanno scritto i 9 eurodeputati. Le foibe sono state una tragedia italiana ed europea, non sarà un manipolo di nostalgici filotitini a condannarla di nuovo all'oblio, ha dichiarato invece il capo delegazione di Fratelli d'Italia, Carlo Fidanza. A Trieste invece la reazione è arrivata da Renzo Codarin, presidente dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Ma è successo che qualcuno che vuole trovare qualcosa da dire sul giorno del ricordo e quindi sul ricordo di quello che hanno subito gli italiani nella Venezia Giulia e nella Dalmazia, soprattutto del comunismo, perché questo bisogna ricordare del comunismo titino, a qualcuno è ancora scomodo dichiararlo. Assolutamente ormai la verità storica di quello che il Tito, il comunismo in queste terre ha fatto è incontestabile. I 100.000 morti delle foibe slovene e altre centinaia di migliaia delle foibe croate dopo la Seconda Guerra Mondiale spiegano cosa anche gli italiani hanno rischiato. Allora abbiamo sentito e visto queste testimonianze, ma è mai possibile che non si riesca a dialogare su questi tremendi fatti che sono accaduti in serenità, cercando anche di capire che la crudeltà non può esistere, perché tu puoi fare prigioniero, puoi fare quello che vuoi, ma avete visto la crudeltà che continua, abbiamo visto anche cosa è successo recentemente, senza fare nomi, questa crudeltà dell'uomo di infierire su una persona che non riesce a difendersi, che non sta facendo niente. Perché questa crudeltà, Presidente? Da cosa è proprio l'uomo che è crudele? Sì, l'uomo è crudele, però secondo me che ha messo il cappello su questo c'è stata anche una precisa volontà politica di far scendere un velo di oblio su questa cosa qui, perché non è possibile che una tragedia di questo genere passi inosservata, eccetto qualche piccolo intervento, diciamo, è il politico di turno che cavalca questa tragedia, diciamo proprio la cavalca, diciamo, al suo uso e consumo, però veramente non è mai stata andata a forma, anche se la storia ormai è chiara, insomma, non è che ci sia molto da scoprire, no? C'è stato un eccidio e che hanno pagato gli innocenti. Io ne ho sentite tante, cioè gli jugoslavi avevano il dente avvelenato con gli italiani per quello che avevano combinato nella guerra, però ad essere ammazzati sono stati delle persone innocenti, sono stati dei bambini, sono stati delle donne, degli anziani buttati, incatenati tra loro dentro le foibe, cioè queste cose qui vanno spiegate solamente con un odio viscerale che non si spiega nella nostra mentalità di esistere. Ti Salvi Perin raccontava addirittura qui nel nostro territorio che toglievano gli occhi con un cucchiaio, sì, ecco, li mettevano su un sacchetto, questa è crudeltà, sì, ma come si può arrivare a tanto? Perché li mostravano come trofei, diciamo io ne ho tolti tot numero. Agostino, cos'è la crudeltà? Perché la vediamo tutti i giorni, eppure la storia dovrebbe insegnare, dovremmo essere tutti più buoni, più accoglienti, invece c'è questo odio, questa rabbia, prego. La crudeltà, come si può spiegare la crudeltà? La crudeltà viene da dentro, è un'espressione malvagia, perché è malvagia, di cose improponibili. La crudeltà, non si può spiegare la crudeltà, perché viene da persona a persona. E in che modo si può spiegare la crudeltà? L'essere umano porta anche a queste cose, perché un animale sicuramente non ha crudeltà. Tu hai detto una cosa importante, Agostino, quando ho fatto il militare si avevano delle regole ma ci si divertiva anche. Certo. Eppure uno pensa che il militare sia solo regole, conoscere, certo, ecco, le armi, fare esercitazioni, invece c'è un modo anche di conoscerci, di stare assieme, di fratellanza, di vivere con altre realtà. Prego, Agostino. È una scuola di vita, come dice. Il Presidente è una scuola di vita e adesso ci vorrebbe, specialmente adesso, anche per tanti giovani, sta scuola.
dovrebbero far ritornare un po' di leva a questi nostri ragazzi, perché adesso ce n'ho anch'io, fare un po' di militare sicuramente farebbe bene, anche per stare insieme, per conoscersi, per vivere insieme. Mi ricordo una volta, quando uno sbagliava, pagava tutti. Esatto. Uno sbagliava dentro sulla compagnia, c'era uno che sbagliava, pagava tutti. Tutti quanti. C'era un Nel piazzale alle 8 di mattina, con 7-8 gradi sotto zero, 600 persone davanti all'alza bandiera, 3 non avevano i guanti, 3 persone, 3 ragazzi non avevano i guanti, li hanno fatti togliere a tutti, perché la regola deve essere per tutti e deve essere uguale per tutti. Non c'era il terrone, non c'era il polettone, non c'era l'avvocato, non c'era il muratore, erano tutti uguali, era tutti uguali. È vero. Allora, Presidente, questa uguaglianza però che, come dice Agostino, certi giovani stanno prendendo una strada diversa, perché non ci sono regole, non ci sono orari, non c'è il rispetto. Ecco, cos'è il rispetto? Ecco, e soprattutto quanto è importante nella vita insegnare il rispetto a questi ragazzi. Prego, Presidente. Allora, il rispetto delle regole è fondamentale, no? Diciamo che anche all'epoca che ho fatto il militare io, che parecchi anni anche prima di Agostino, c'erano anche là 2 categorie, che io inquadro in 2 categorie. C'è chi la naia, la cosiddetta naia, l'ha vissuta e chi l'ha subita. Cioè quello che l'ha subita non gli passava mai, perché vedeva tutto quello che c'era lì una vessazione, no? Anche se non era vero che era così. Mentre uno dice io l'ho vissuta, pensava io lo devo fare questo benedetto periodo, no? Cerchiamo di farlo al meglio, di venire fuori bene, no? Ecco, quello lì, quando ha terminato sicuramente, e io ero uno di quelli, ha sentito un momento di nostalgia. Dal momento che tu metti il piede fuori, sai che non ritorni più dentro, ti manca la nostalgia, ti mancano i ritmi, ti manca tante cose, no? Oggi, secondo me, sono cambiati i tempi, ovviamente non è pensabile che ci sia un ritorno come all'epoca del servizio militare, perché mancano ormai le infrastrutture, mancano gli istruttori, perché per creare un gruppo di istruttori validi ci vogliono decenni, non basta, diciamo, arruoliamo 10.000 persone e chi li facciamo addestrare a questi qua? Cioè, l'addestrato non può essere lo stesso che è una arruolata, per cui sarebbe impossibile, diciamo, al momento diciamo, ripristinare il servizio militare come era allora. Bisogna pensare a un servizio alternativo, però abbiamo visto una cosa, che attualmente purtroppo il servizio militare, diciamo, come volontari è anche militare, è ad appannaggio di tutte quante le regioni del sud, perché del nord, se io frequento tantissime cerimonie, sono invitato e non c'è niente da fare, cioè tutti i militari di ferma no, sia ferma VF1, VF2, VF4 sono tutti appannaggio delle regioni del sud, non c'è niente da fare. Allora andiamo a Vicenza, andiamo a vedere Maltauro scontro memoria e poi lo commentiamo con i nostri ospiti. Sulla vicenda dell'aggressione al liceo Pigafetta tra studenti militanti di destra e studenti militanti di sinistra mi viene da dire solo una cosa: guardiamo avanti con intelligenza, non indietro con le mani. A me stupisce vedere studenti e studentesse che nel 2025 si azzuffano per ideologie morte 80 anni fa. Allora, come ex consigliere delegato alle politiche giovanili, come uomo che ha fatto anche politica studentesca, rappresentante d'istituto, mi sento di dare un messaggio interpretativo e di rappresentanza di tutti quei giovani che oggi stanno studiando, si stanno laureando finché lavorano e che hanno bisogno di una politica qualitativa che sappia affrontare i problemi del presente, le sfide importanti del futuro, non che trova il gusto di sentirsi vivi rievocando ideologie che hanno fatto peggio in questo paese e che hanno creato problemi cospargendo una quantità di sale immensa sulle ferite aperte da una vita. Allora, da questo punto di vista, un appello anche alla politica cittadina: andare oltre alla difesa di parte per rinvangare i solchi ideologici e cercare di offrire a questa gente, ai ragazzi che si impegnano, una politica in grado di affrontare le sfide serie, qualitative. Dobbiamo essere uomini e donne e coltivare uomini e donne, soprattutto le nuove generazioni,
che sono nemiche del cancellare tutto. Costruire il senso del ricordo, della consapevolezza di drammi come le foibe e l'esodo da Istria e Dalmazia nelle future generazioni. E questo è l'obiettivo lanciato da Monsignor Giampaolo Crepaldi in occasione del convegno di studi Una tragedia per tre popoli, italiano, sloveno e croato, organizzato dalla Lega Nazionale e dall'Associazione Culturale Studium Fidei, una sfida che riguarda, secondo il presule, l'intera Europa. Anche la guerra Russia-Ucraina sia un po' sulla scia di quelle vicende. Poi cita, per esperienza di averci lavorato assieme, i sogni di pace di Papa Wojtyla, ora San Giovanni Paolo II, sulle radici ebraico-cristiane dell'Europa, battaglia che sostenne in modo convinto le religioni come elemento pacificante e il respiro comune dell'Europa con i suoi due polmoni, quello occidentale e quello slavo. E mi ci ritornavano dentro, insomma, anche perché avevo collaborato fattivamente su alcuni dossier di quel pontificato, alcune cose, direi alcuni sogni di quel pontefice grande, che le religioni sono un'opportunità, che per una identità autentica, completa, l'Europa ha bisogno di queste radici, che l'Europa insomma deve respirare con i suoi due polmoni, quello chiamiamolo slavo, lui era uno slavo poi tra l'altro, e quello occidentale mi sembra molto importante. Allora, Presidente, quello che traspare è che dobbiamo diventare più buoni, più umili, però nel rispetto delle regole, quello sì, nel rispetto della persona. Ecco, come commenta questi due servizi che abbiamo visto, questo giovane che ha detto basta, non ne possiamo più di vedere queste cose, e questo segno di pace, prego. Sì, allora, praticamente è vero, è ormai obsoleto vedere che dopo 80 anni ancora noi non abbiamo mai avuto una pacificazione reale come c'è stata in Germania, ipotesi. In Germania è stato dato un colpo di spugna a tutto quanto il passato, mentre da noi non c'è mai stato un vero colpo di spugna, ma ad ogni passo saltano sempre fuori queste differenze ideologiche, diciamo, che non hanno più senso di esistere, perché uno era di quel partito lì di una volta, l'altro era così, l'altro era nipote di Tizio, uno era pronipote di Caio, cioè vengono tirati fuori una spazzatura veramente mediatica, no? Pur di infangare l'avversario, no? E questo qui non è più possibile, diciamo, che venga fuori sta roba. C'è una verità storica, è assodata da tutti che c'è questa verità storica, e ancora si insiste, sì, ma anche loro vuol dire che erano conniventi con i militari. Cioè, ma come erano conniventi? Erano a casa loro gli italiani che sono scappati via, quelli che sono riusciti a scappare poi, ma quelli che sono dentro le foibe non sono riusciti a scappare. Cosa erano quelli delinquenti? No, erano la gente che era attaccata alla loro terra, alla loro casa, che sono rimasti attaccati fino in ultimo perché credevano che a un certo punto questa pazzia, diciamo, generale finisse. E invece purtroppo la loro fine è stata nel fondo di una foiba classica. Che convivevano poi tranquillamente senza nessun problema. Sì, assolutamente sì. È un paese di confine. È un paese di confine. Sì, il problema è questo. Ancora adesso c'è questa... Che è un paese di confine. Prego Agostino. Perché l'Istria è una penisola, a suo tempo era nel 1300, nel 1400 era veneziana. Cioè era passata veneziana, dopo è passata ottomana, dopo è passata asburgica, perché gli asburgi avevano tutte le isole fino giù di sotto, dopo è passata italiana con la prima guerra mondiale. Esatto. D'Annunzio è arrivato a Fiume, o Fiume o morte si parlava, e da lì è cominciata cominciato il fascismo, è cominciato a entrare il fascismo, si può immaginare la gente, perché erano tutti, non dico di sinistra, ma comunisti, erano maggior parte comunisti, vedere italiani nel suo territorio come, non dico come oppressori, ma come invasori,
al momento, perché prima era ottomana, poi passata asburgica, ma sempre slava era slava. E dopo il confine è arretrato, se entriamo in vari discorsi, nel 1954 è rimasta solo Trieste all'Italia, il resto è passato di nuovo all'Jugoslavia. Zone splendide. Zone splendide e restando a suo tempo Mussolini aveva fatto il Vallo Littorio, che era in Istria, e comprendeva anche la situazione anche adesso dei fanti d'arresto, perché molte opere riguardano anche i fanti d'arresto e anche gli alpini d'arresto. Abbiamo Paola da Campo San Piero, poi continuiamo, se non mi cade la linea. Vai Paola. Ciao Mirella, ciao. Buongiorno anche agli ospiti. Senti una cosa, penso che se considera la storia a suo uso e consumo, insomma siamo proprio mai, ecco, a suo uso e consumo sta dito che vuol dire che non gli interessa niente, insomma, deve arrivare a cose sensate, capito? E per cui sì, ecco, penso che bisogneria pensate, insomma, se uno fa le cose a suo uso e consumo, un esempio, una cosa che non mi è mai dita da nessuno, ero in aeroporto all'estero e mi sono alzata per far sedere le persone che avevano un po' di anni più di me, e me ne è salito da due signore tedesche, in italiano. Lei è stupenda, che neanche in Italia si sa conoscere, non mi è stato mai una cosa simile, anzi de peso, ecco. E ormai la guerra si finisce, se uno se è venuto qua tanti anni fa e ha ancora un po' di accento tedesco, ecco, non si va a dire, perché no, a sentire, non hai ancora imparato a parlare. Un anziano che aveva anche difficoltà a parlare, e veramente non so cosa dire, ecco. Grazie Paolo, hai fatto la tua riflessione, grazie della telefonata. Allora andiamo a vedere anche questo servizio che ha portato Dio ti salvi e Perin, e poi lo commentiamo. Siamo qui a ricordare le immani tragedie delle nostre genti, per lo più tenute nascoste vergognosamente, avvenute qui nella Piave e nel Monticano, di oltre 120 persone uccise. Soldati, ospiti del Collegio Brandolini di Oderzo nel maggio 1945.
partigiani assassini che agivano con ferocia, uccidendo inerme persone, ragazzi dai 14 anni a padri di famiglia, disarmati, legati e torturati, uccisi con il lasciapassare di autorità civili ed ecclesiastiche. Abbiamo Antonio da Venezia, vai Antonio. Sì, pronto, buongiorno, sono Antonio Moreno Saivezza, un fante d'Arezzo influenzato, e meno male che così sto guardando la vostra. Sì, buongiorno, sono Antonio Moreno Saivezza, un fante d'Arezzo influenzato, ma sono felice di vedere il nostro presidente Agostino Solagna e lei, che mando un saluto e un abbraccio a tutti. Grazie Antonio, ecco, fa piacere che noi vogliamo raccontare la storia, poi ognuno fa le proprie riflessioni, ognuno la pensa alla propria maniera, ma la storia è storia, i numeri sono numeri e i morti sono morti. Cosa dice Presidente? Ecco, questo voler anche riscoprire quello che non è stato detto, quello che non si conosce, ecco, pochi percorsi sono conosciuti, non c'è neppure una segnaletica turistica per far capire cosa è successo anche nei nostri luoghi. Questo è veramente un problema che si dovrebbe risolvere. Prego Presidente. Questo poi è un problema che noi come associazione abbiamo vissuto, diciamo, fino a pochi anni fa, quando la nostra specialità, la fanteria d'arresto, non la conosceva nessuno. Cioè noi non la conoscevamo al momento dell'arruolamento, ma qua dopo che è stata sciolta, eccetera, non la conosceva nessuno, ma stiamo parlando dell'ufficio storico dell'esercito. Cioè praticamente quando io mi sono interfacciato col capo ufficio storico dell'esercito, gli ho detto vorremmo avere accesso a dei documenti della nostra associazione, della nostra specialità. Questo qua non ho visto la sua faccia perché era al telefono, ma ho capito che non sapeva. Guardi, mi dispiace, ma lei mi deve spiegare un po' cos'è sta roba. Cioè questo qui non sapeva, ma non era neanche colpa sua, perché lui era una generazione dopo della mia, per cui essendo stata sciolta non la conosceva nessuno. Noi abbiamo fatto secondo me una grande opera di conoscenza, prima di tutto mettendo in stampa quel famoso libro che abbiamo fatto, che è quello che ci ha dato un po' la visibilità e la cassa di risonanza. Che non avete portato stamattina. Non l'ho portato stamattina. Bravo Presidente. Non ero preparato. Tranquillo, ci sarà un'altra volta. Spero proprio di sì. E praticamente non c'erano niente, considerando che gli atti riguardanti la nostra specialità sono stati desecretati nel 2015, per cui in tempi recentissimi, fino al 2015 era tutto ancora segretato. Immaginiamoci, la fanteria d'arresto è stata sciolta nel 93 circa, diciamo gli ultimi reparti, no? Andare al 2015 sono passati 22 anni, diciamo più o meno, 22 anni. In questi 22 anni è caduto tutto nell'oblio, diciamo, perché i documenti sono rimasti sepolti, il tutto è andato distrutto perché hanno distrutto tutto, per cui chi è che ha distrutto, Presidente? Lo Stato Maggiore. E anche il tempo. E anche il tempo. Dopo posso dire una cosa, che io sono venuto in contatto con un ex maresciallo che era all'epoca il segretario, diciamo, della gestione dell'archivio della regione militare nord-est. Tutti i documenti della regione militare nord-est, per cui tutti i reparti, tutte le grandi unità della divisione Folgore, alla Mantova, eccetera, erano depositati a Padova, su un capannone. Io sono andato a vedere il capannone, un ammasso di cartacee messe alla rinfusa, non catalogate, niente. Cioè uno se deve trovare fuori un documento lì, non bastano 3 vite. Ma secondo lei, Presidente Canevese, è che la storia fa paura a qualcuno? Sì. Secondo me si vuole chiudere un passato che per alcuni è molto scomodo, e altrimenti non si spiega una roba del genere. Dovrebbe essere un fiore all'occhiello, cioè di poter raccontare questo periodo della nostra storia, diciamo, che ai più è passato inosservato perché c'era l'obbligo della segretezza, eravamo un corpo abbastanza segreto, diciamo, e anche, come ha ricordato Agostino prima, non tutti avevano l'esatta misura di quello che stavamo facendo, perché abituati a lavorare, diciamo, in gruppi separati, sì, uno conosceva il proprio terreno, diciamo, di competenza, ma io ho conosciuto più di quel terreno dovuto al mio incarico, ma non è che proprio fosse automatico questa cosa qui, per cui
tutta quanta la linea, diciamo, di difesa, eccetera, le abbiamo scoperte dopo, diciamo, a corpi sciolti, e poi quando abbiamo cominciato a trovare le carte siamo andati in possesso di alcuni documenti del 12° reparto di Udine, che ce le ha passate perché erano desecretate, ma voglio dire, a questo punto qui non si spiega altrimenti. Dimostra il fatto che la demilitarizzazione del Friuli Venezia Giulia non è stata una demilitarizzazione, è stata una vera e propria fuga. E sono d'accordo con me, sia ufficiali sia amministratori locali, eccetera. Allora, immaginiamoci un episodio che può far testo. Noi qualche anno fa siamo entrati nella vecchia caserma di San Lorenzo, che era la mia caserma, diciamo, madre, e naturalmente era una boscaglia impenetrabile, immaginiamoci 20 anni di abbandono totale. Siamo entrati, diciamo, non avevamo i titoli, però siamo entrati lo stesso. Io ho fatto tutte le... Siamo entrati nelle cucine, c'erano ancora le pentole sui fornelli. Pensate. Le pentole sui fornelli sulle cucine, vuol dire che lì alla sera alla mattina hanno detto qua si va via da chiuso. E si è alzato un muro, diciamo così. Muro, basta. Chiusi i lucchetti, messi in sicurezza quello che c'era messo in sicurezza, abbandono totale. Questa è la dimostrazione che dico io, altrimenti non si spiega una cosa di questo genere qua. Certo. D'accordo che hanno cambiato gli scenari strategici, che il pericolo non veniva più da est ma veniva da sud, tutte quelle robe lì, però una dismissione di questo genere qui, oltre ad aver provocato dei danni incalcolabili all'economia locale, perché ricordiamoci bene che le caserme, il Friuli era militarizzato, però ha portato comunque un benessere alle economie locali, con tutti i militari che c'erano, per cui questa gente qui si sono trovati alla sera alla mattina praticamente non c'era più nessuno che girava. Non c'era più nessuno. Agostino, come commenti le parole del Presidente? Sicuramente, come dice il Presidente, ha fatto male all'economia anche in Friuli, queste dismissioni. Sentire che solo in Friuli 400 siti militari sono chiusi in tutto abbandono, forse qualcuno sarà passato a qualche comune, lo gestirà qualche comune, però è tutto, che non hai soldi per fare, che non hai soldi per sistemare, e quindi è chiuso sempre in abbandono. Presidente, lo dico anche a Agostino, mi sembra che ci sia stato un abbandono anche dei sacrari. Da poco si è iniziato anche a cercare di pulire, di far rivivere, di fare la storia, e se non ci fosse anche qua il mondo del volontariato fatto di persone, sarebbero nel degrado più totale. Ecco, è una cosa veramente che deve far riflettere, perché vuol dire che tu vuoi cancellare la storia, eppure sono morte delle persone. Io dico sempre che se siamo diventati così bravi, grandi e belli è merito anche di queste persone che sono morte, che si ricordano poco. Anche questi avvenimenti, queste cerimonie sempre al mattino quando non c'è nessuno, io dico sempre: ma perché non le fate il pomeriggio dove partecipano le persone, che le persone escono? Ecco, le fanno al mattino presto dove ci sono i soliti noti, però la popolazione non partecipa, non sa, e nessuno vuole cambiare. Perché non si vuole il cambiamento, Presidente? Perché si ha paura del cambiamento, no? Perché tutta questa tragedia, diciamo, che non è una tragedia unica, sono delle piccole tragedie, come abbiamo detto prima, i morti delle foibe, piuttosto che la strage di Oderzo, come avete visto prima, che ha fatto il servizio di Dio ti salvi Perin, eccetera. Se li mettiamo assieme viene fuori una tragedia, diciamo, questa qua. E questa tragedia non è mai stata cancellata, cioè non abbiamo chiuso i conti col passato noi. A un certo punto dovevamo chiudere i conti col passato, però a ogni piede sospinto saltano fuori sempre questi problemi che dicevo prima, perché uno era nipote di, uno era pronipote di, eccetera. Questo qui deve finire, questa storia. Agostino, ma tu hai figli. I tuoi figli, adesso chiedo a te, ma poi lo chiederò anche al Presidente, i nipoti, sono interessati alla loro storia, alla storia che tu vuoi anche raccontare, che tu in qualche modo cerchi di rappresentare? Allora, mio figlio, finché ha potuto, mi ha seguito anche nelle cerimonie, nelle varie presenze, però non è interessato alla storia, non è interessato alla storia. Cerca di evitare, cerca di passare di secondo grado.
Anche se gliel'hai fatta toccare con mano, nel senso che lo portavi. Forse sarà perché non ha provato. Non ha provato nella sua pelle quello che poteva essere. Allora sei d'accordo con quella partigiana intervistata, diversamente giovane purtroppo, che ha detto all'interno di una classe: come faccio io a trasmettere la mia storia? Loro non l'hanno provata. No. Io faccio fatica, come faccio a trasmettere questa storia se loro non l'hanno provata? Presidente. Condivido pienamente. Io ho un figlio che ha 40 anni, diciamo, per cui è un'età anche importante, se vogliamo dirla, rispetto a me è un giovane, giustamente, no? Però mio figlio è interessato perché quando viene con me, ma non è che lui si è pervaso dal sacro fuoco della storia, perché ha avuto un'educazione diversa. Ha fatto studi universitari, per cui per fortuna che non ha fatto studi universitari umanistici, sennò mi metterei le mani nei capelli qui in Italia, perché chi fa determinate facoltà viene fuori un disastro. Non faccio né nomi né cognomi né niente, perché sennò rischio una querela, ma per fortuna ha fatto studi, diciamo, tecnici. Allora condividi i pensieri di Edith Bruck, di Liliana Segre, di altri: quando non ci saremo più noi si chiuderà una parte della storia? Già la nostra generazione, quando si chiude la nostra generazione, almeno sulla nostra specialità della fanteria d'arresto scenderà un velo pietoso, proprio verrà sepolto. Io purtroppo, già che siamo in pochi, perché il nostro arruolamento era a carattere regionale, per cui la stragrande maggioranza degli arruolati erano in Veneto, e come Veneto intendo province di Vicenza, Padova, Venezia e Rovigo, un'aliquota di Treviso, e dopo un po', diciamo, qualcuno del Friuli, pochi, e dei gruppi, diciamo, omogenei delle Marche e della Lombardia, che non ho mai capito il perché. Per cui era carattere regionale, per cui eravamo già in pochi. Molti per l'età sono acciaccati, diciamo la verità come siamo, no? Anch'io ho un'età non più verde, per fortuna mi sento abbastanza bene, eccetera, però diventa sempre più difficile avere una partecipazione, perché la gente con l'età fa fatica a muoversi, i costi sono diventati importanti oggi, perché un pensionato che diciamo che deve spostarsi, abbiamo una cerimonia a 200 km lontano, 200, 200, 400, spese di autostrada, mangerai qualcosa, anche 2 panini, non lo so, diventano... Cioè la trasferta costa, anche costa. se dovrebbe essere la trasferta che mi aiuta, qualcuno dovrebbe aiutare, perché la storia, io rappresento anche la storia. Qua mi permetto di spezzare una lancia in favore della regione Friuli Venezia Giulia, che sta portando avanti una politica di finanziamento a delle associazioni, di cui anche la nostra, Associazione Nazionale Fanti d'Arresto. Noi abbiamo presentato un progetto di restauro di un bunker, che è nella zona di, non dico il posto esatto, nella zona di Spilimbergo, che è l'unico bunker atomico esistente nel Friuli Venezia Giulia. Noi l'abbiamo ricevuto in comodato d'uso del demanio militare, anzi scusate, dall'agenzia del demanio, che è il demanio civile, e praticamente abbiamo presentato un progetto di restauro. La regione ce l'ha passato e abbiamo ricevuto un finanziamento. Anche a Lignano Sabbiadoro hanno restaurato un bunker proprio di fronte alla spiaggia. Esatto, perché la regione sta investendo molto. Poi, in coda a questo, abbiamo un progetto assieme con l'Università di Udine, no? La facoltà di storia, il professor Piffer, che è un docente molto giovane, che lui fra l'altro è anche milanese, non è neanche originario del Friuli Venezia Giulia. Però è interessato alla storia. Interessato a questo tipo di storia, è riuscito a mettere insieme 4 associazioni, di cui facciamo parte lui, e ha fatto questo progetto Nord-Est, di Fortezza Nord-Est, no? E riceviamo un finanziamento non grande da quanto riguarda lui, però che aiuta a sopravvivere, E questo qui innanzitutto ci ha fatto conoscere in giro per il mondo, chiamiamolo così, anche nel mondo universitario, degli studi eccetera, no? Difatti ci sono stati più studenti che hanno fatto la tesi di laurea sulla fanteria d'arresto, cioè non è una cosa da poco, se uno fa una tesi di laurea su una specialità dell'esercito italiano che è praticamente sciolta ormai 30 anni fa, per cui è un lavoro lento, però se ci si vuole arrivare
si può arrivare, si vede, no? E la regione Friuli secondo me sta facendo un grande lavoro sotto il punto di vista qua. Io non voglio dire, però nel Veneto sarebbe stato molto più difficile, invece lì saranno perché sono in meno, sarà perché c'è la regione autonoma. E anche più soldi, più soldi, perché è tutta sempre una questione economica, sì, economica, e si vede. Però voglio dire che noi abbiamo presentato un progetto serio, però, un progetto serio, non un progetto tanto per mettere i numeri, per prendere i soldi, perché poi vengono verificati i costi, tutto quanto. Come che è giusto che sia, cioè tu mi hai dato i soldi, io ti ho presentato un progetto, ti faccio vedere l'avanzamento lavori, ti dico cosa farò a prescindere e alla fine vedrai il lavoro fatto. Cioè mi sembra un progetto serio che innanzitutto ci gratifica noi per il lavoro che stiamo facendo, che è un lavoro volontario, parliamoci chiaro, no? E con di più, secondo me, gratifica anche le istituzioni che hanno creduto in noi. E fa conoscere la storia dei Fanti d'Arresto. Sì. Allora io ringrazio Alvidio Canevese, presidente nazionale Fanti d'Arresto, grazie anche a Agostino Solagna, già Fanti d'Arresto, grazie, pubblicità. Allora, siamo qui in una giornata dove gli empori si ritrovano per questo momento di condivisione. Gli empori solidali permettono di fare una forma di accompagnamento verso le persone meno abbienti, proprio per dare la possibilità di avere il fabbisogno, di essere accompagnati in una ricerca di lavoro, di avere la compagnia, perché anche attraverso la visita a domicilio e tante altre cose che gli empori mettono in atto per poter aiutare il prossimo. La pandemia ci ha dato una grossa motivazione, perché abbiamo capito nel sommerso quante persone hanno bisogno di essere aiutati, e le associazioni benefiche hanno cercato di coinvolgere il territorio per cui gli imprenditori, la gente comune che si è avvicinata per darci un aiuto, e questo aiuto non è solo materiale ma anche operativo e soprattutto l'aspetto umano. L'Emporio di San Donà di Piave copre una fascia abbastanza importante, proprio Basso Piave, che va da Quarto d'Altino a Cessalto a Portoguaro. Le famiglie che abbiamo in carico sono purtroppo su 500, il che sono numeri abbastanza importanti. Nel periodo della pandemia abbiamo proprio raddoppiato. L'utenza è spesso famiglie con dei bimbi che hanno la difficoltà economica, intesa come giovani coppie che hanno magari un mutuo, che hanno i bambini per la scuola, giustamente bisogna mandarli a fare lo sport, e noi diciamo: avvicinati all'Emporio e con i soldi che risparmi per la spesa tu li investi nella tua famiglia, perché noi dobbiamo sempre mantenere alto questo valore, il valore della famiglia, dell'unione. Poi abbiamo una grande fascia di anziani. L'anziano oggi viene un po' trascurato, per cui l'anziano che decide di vivere a casa, ecco che ha la nostra compagnia, la nostra visita e soprattutto la spesa mirata in base alle sue esigenze. Tutto il resto è un'utenza che può essere occasionale, perché nelle nostre zone c'è il lavoro stagionale che ci aiuta e che aiuta le famiglie. Siamo particolarmente aiutate da molte persone, in particolare alcune aziende molto sensibili che ci hanno adottato proprio, noi lo chiamiamo lo spazio del pollo, inteso come le proteine, perché una buona alimentazione vuol dire fornire tutto quello che al supermercato oggi si trova, e l'Emporio permette proprio questo, per cui credo che la zona del San Donatese sia una zona che anche nei momenti di difficoltà sa che l'Emporio è un punto di riferimento. Se posso dire qual è la nostra difficoltà, gli spazi, e ci auguriamo di avere una nuova sede al più presto. Grazie. Abbiamo sentito Gabriella Mauro, presidente dell'Emporio Solidale Basso Piave. L'abbiamo avuta ospite, questa mattina invece abbiamo il vicepresidente che è Luigi D'Avanzo, e ringrazio veramente Luigi di essere qui. Saluto anche Laura Licciardello, scrittrice affetta dalla voglia di vivere, vero Laura?
che non manca mai a questa donna, sempre in prima linea. Grazie anche a te Laura di essere qui. Allora inizieremo proprio con Luigi D'Avanzo. Abbiamo visto questa giornata incredibile a Venezia, faticosissima, ecco perché eravamo sperduti nel mondo, ma ci siamo arrivati per far capire l'importanza di fare squadra e di essere uniti. Con Luigi D'Avanzo e Gabriella Mauro noi come associazione collaboriamo e ringrazio infinitamente perché è molto importante collaborare. Ecco, com'è la situazione, questi spazi, diceva Gabriella, perché veramente i numeri che avete sono importanti. Prego Luigi. Sì, intanto ringrazio te che mi hai invitato per partecipare a questo incontro. Gli spazi, noi abbiamo bisogno anche di magazzino, perché come diceva prima Gabriella, i numeri stanno sempre aumentando e quindi abbiamo necessità di avere degli spazi più ampi. Con diciamo, il comune siamo in attesa per avere questi spazi un po' promessi, non so se arriveranno, ma noi confidiamo in questo. Perché quindi... c'è sempre il zio Remo, daremo, faremo, collaboreremo, però i tempi sono lunghi, bisogna vedere in quale anno decidono di fare queste cose che sono importanti perché è un aiuto alla comunità che voi fate, cioè aiutate le amministrazioni e le amministrazioni in questo, Luigi? Certo, le amministrazioni per noi, cioè, penso che si rendano conto che il nostro gruppo aiuta la comunità, nel senso che quando hanno difficoltà, che hanno famiglie che vanno a chiedere, eccetera, c'è un po' di solidale, li mandano da noi e quindi noi dopo pensiamo a come aiutarli queste persone. Quindi sicuramente per la comunità siamo, diciamo, un'associazione che lavora per il territorio in maniera concreta e diciamo. attiva. Ecco. Adesso andiamo a vedere anche il video di Laura Licciardello perché è un video molto importante. Andiamo a vedere questa pedalata, andiamo a vedere. Buongiorno, sono Laura, sono disabile, è un modo, utilizzo questa bicicletta per andare finalmente, per pedalare un pochettino, muovermi. Farò chilometri con questa bici, ma non è questo che volevo dire. Quando io vado in giro con la mia elettrica, ho molte difficoltà, qua perlomeno nessuno mi intralcia, ma andare in giro per restare in bicicletta o con la mia elettrica è molto più difficile. Adesso vi faccio vedere come faccio, ma più avanti ci vediamo sulla vita vera. Ciao a tutti! Stiamo facendo una pedalata in giro. Per noi disabili la vita non è così facile. Adesso vediamo, vi farò vedere quanti chilometri faccio. Ma poi nella vita vera affrontiamo tanti ostacoli. Ci vediamo dopo, ok? Ciao! Allora, grazie veramente Laura Licciardello. Io ti ho invitato oggi perché volevo renderti partecipe di questo progetto, ne parlavo anche prima di Luigi, anche di questa manifestazione che verrà fatta, Laura, il 13 di aprile, qui tra Treviso, tra il comune di Treviso e il comune di Silea, sempre naturalmente si risponderanno alla richiesta che ha fatto la Presidente italiana Familiari Vittime della Strada per coinvolgere tutte le associazioni, perché dobbiamo essere unite, dobbiamo conoscerci, dobbiamo collaborare, il famoso detto uno per tutti, tutti per uno vale, perché tutti stiamo facendo del bene alla comunità. Perciò se sei libera mi farebbe molto piacere che partecipassi anche tu, Laura, so che sei molto attiva, se hai dei problemi noi abbiamo associazioni che possono aiutarti. Sì. Ecco, cosa vuol dire partecipare, essere vivi, essere presenti, collaborare? Prego Laura. Grazie intanto per l'invito, sono proprio contenta di essere qua. A volte essere presenti può suscitare anche della rabbia verso chi ci vede. Dice: come mai siete qua? La gente vorrebbe non vedere queste cose e invece noi facciamo apposta e ci siamo. Dobbiamo essere presenti soprattutto per stimolare quelli che non hanno voglia di uscire, non hanno voglia di mettersi in gioco come noi. E per quello io parteciperò senz'altro.
Ti ringrazio Laura. Tu hai anche scritto, hai deciso di scrivere le emozioni che tu provavi, la tua storia. Ecco, qual è l'ultimo libro? Cosa hai scritto, Laura? L'ultimo era sulla pandemia, se risale a qualche anno fa, però ti dico che il primo che ho scritto, Crudeli aspettata, e mi viene richiesto continuamente, oltretutto abbiamo messo in scena un monologo molto bello con la mia amica Caterina Ricconi, attrice, e lo stiamo portando in giro, l'abbiamo portato qua sempre nelle zone limitrofe, a Conserve, a Ponte di Brenta. Il prossimo sarà ad Arquapolesine. Comunque continua a uscire e vedo che riscuote un discreto successo anche e soprattutto nei giovani, perché posso dire, sono venuti anche i miei nipoti, sono venuti amici di mia figlia e alcuni hanno voluto rivederlo più e più volte questo spettacolo, perché dà una lezione di vita non indifferente ai nostri giovani. Non dobbiamo sempre criticarli, dobbiamo stimolarli, perché dobbiamo tirare fuori il meglio che c'è in loro, e c'è. Grazie Laura, molto chiara, e ti ringrazio. Ecco, continua a scrivere, perché vedi è importante anche avvicinare anche alla lettura questo mondo dei diversamente agili. Luigi D'Avanzo, perché volontario? E dopo tanti anni, ecco, come mai abbiamo sempre il problema di trovare giovani nel mondo del volontariato? Prima avevo altre associazioni e tutto il problema è sempre là, trovare dei giovani che si avvicinano al mondo del volontariato, forse facendoli partecipare di più, intrigarli di più, riusciremo. Ecco, com'è la situazione dal tuo osservatorio, Luigi? Ma vedi, i giovani hanno anche altre priorità, diciamo. Perché fare volontariato? Adesso mi viene in mente, noi abbiamo accolto per Natale delle scuole, eccetera, che portavano qualcosa, sai, li hanno coinvolti sti ragazzi per portare degli alimentari, eccetera, e sti bambini, 12-13 anni, chiedevano: ma perché tu fai volontariato? Ma io ho detto: ma perché trovo gioia a fare volontariato? Se è una cosa che ti dà piacere, che ti dà gioia, la fai volentieri. Dicevo a questo bambino: tu fai sport? Sì, io gioco a pallone. E ti piace? E certo mi piace, vado volentieri, mi dà gioia giocare. Ecco, a me dà gioia aiutare le persone, dà gioia a andare a ritirare dei prodotti che magari e dopo donarli a queste persone. Questo mi dà gioia. E lui mi ha detto, sto bambino mi ha un po'... ha detto: guarda, sai che anch'io oggi ho portato qualcosa? E mi sento gioioso dentro di me, perché ho regalato qualcosa a chi Però ha bisogno. poi finisce là e non li intrighiamo più abbastanza. Secondo te cosa si potrebbe fare per intrigarli di più? Io prima dicevo a queste associazioni che ho avuto nella prima parte che forse l'educazione civica dovrebbe essere fatta proprio fuori della scuola, all'interno anche delle associazioni, far toccare con mano a questi ragazzi quella che è la realtà dell'associazione. Siamo talmente in tanti, perché se i numeri sono questi dopo tanti e tanti anni che andiamo nelle scuole, vuol dire che qualcosa non torna, perché i numeri non arrivano. Forse bisogna intrigarli di più, ecco, farli collaborare magari dove vogliono, ma capire cos'è l'associazione. Forse, cioè, i giovani vorrebbero essere protagonisti e quindi per essere protagonisti in un'associazione non è facile, bisogna essere dentro in maniera completa, allora si diventa protagonisti. Per i giovani magari hanno altre priorità da seguire, quindi danno la disponibilità per qualcosa, ma non completamente, quindi hanno altre priorità e purtroppo, diciamo, facciamo fatica. Noi ci sono queste difficoltà, soprattutto tutti quanti, compresi gli alpini. Soprattutto, diciamo, anche perché
io sono operaio, ho sempre fatto l'operaio e mi sono preso l'impegno diciamo, andare a raccogliere le cose, distribuirle, eccetera. Però per esempio i computer, quelle cose là non mi metterei mai. Se avessimo qualche giovane che dedica qualche ora per sistemare alcune cose, sarebbe una cosa importante. E ci sono anche, da noi è venuto anche qualcuno, però non c'è la costanza e questa è una cosa che un po' manca la a questi costanza. giovani. Sentiamo Laura Licciardello, anche nel mondo della disabilità ha bisogno di volontari, di giovani, soprattutto con queste barriere architettoniche, se ne parla, ma si continua a vederne troppe, parecchie, anche perché voi quando uscite, ecco, vediamo anche le immagini che ha mandato la nostra Laura Licciardello, questa foto uscita da casa. Eccola qua, come commenti Laura anche le parole che ha detto Luigi? Bisogna che li intrighiamo di più, che con la costanza anche nella collaborazione, prego. I giovani, io ho visto personalmente che appena tu ti partecipi, fai in modo che siano essi a aiutarti e si riempie il cuore. Una volta una ragazza mi ha detto, una ragazza parlo 20-21 anni, che mi ha aiutato, ma banalmente dalla parrucchiera. E non mi ricordo adesso in che contesto, le sue parole sono state a 20 anni. Mi ha dato una grandissima lezione di vita. E io sono rimasta, non avevo fatto niente, ma lei proprio, essendo a contatto con noi, con persone in difficoltà, magari vedono la loro mamma, la loro nonna, non lo so, e automaticamente vengono spronate ad aiutare. E un'altra cosa, ha ragione quando dice per i computer quelle cose lì. Abbiamo bisogno dei giovani perché io vedo nel mio piccolo mi arrangio, però appena succede il collegamento Skype, se non avessi la figlia giovane che è molto più attenta. Per quante volte mi ha spiegato ma mamma, però appena detto no, non è una cosa facile per noi. Abbiamo bisogno proprio dei giovani freschi e interessati. Senti Laura, devo correre purtroppo perché il tempo è tiranno. Raccontiamo un po' la tua storia, ecco, la tua disabilità. Cosa è successo, Laura? Guarda, ti dico la data, 18 gennaio 1983, diagnosi sclerosi multipla, e da quel giorno ho dovuto imparare a convivere con essa. Lei è diventata parte di me, insieme abbiamo affrontato, c'erano dei momenti che pareva fosse scomparsa, bene, ho lavorato, mi sono sposata, eccetera, e dopo ogni tanto arrivava come una mazzata in testa, quando meno te l'aspetti, la diplopia, la gamba che non va avanti, il braccio, non riesce a mandare giù a deglutire, e ogni volta una bella botta di cortisone e ritornavi come prima, quasi come prima. Andavi avanti un pochettino e poi dopo un'altra volta. Finché ci si siede e da seduta comincia tutto un altro. Senti Laura, cosa ne pensi di quello che sta succedendo in questi giorni, questo suicidio assistito del fine vita? Ci sono contrapposizioni anche molto politiche. Io sono dell'idea che bisogna qualcuno che intervenga, perché veramente stiamo parlando della vita delle persone, delle scelte che fanno certe persone, di un dolore che diventa insopportabile, di una vita che non è più vita. Come vedi tu Laura queste situazioni che vediamo adesso in questi giorni? Guarda Mirella, intanto non può permettersi di giudicare, poi bisogna esserci dentro, perché da fuori, però io nel mio piccolo vedo che piano piano perdo. Quando si diventa i dolori riesco ancora a gestirli, però ci ho pensato e io penso che accetterò.
C'è una brutta connessione, purtroppo non sentiamo bene le parole che dice, allora andiamo a vedere, intanto mettiamo a posto questo servizio che è molto importante, sempre dell'Emporio Basso Piave, sempre con la Presidente Gabriella Mauro, poi lo commentiamo con Luigi D'Avanzo. Molto importante vedere questi servizi perché vi rendete conto cosa vuol dire il mondo del volontariato anche nella distribuzione del cibo. Com'è la situazione, Luigi D'Avanzo? Cosa vedi? Cioè, come dicevamo prima, avevamo gli spazi più ampi. Adesso abbiamo anche cambiato, diciamo, l'arredamento grazie a un negozio di San Donà che ha chiuso, eccetera. Ci ha offerto l'arredamento. Che è importante. Che è importante e noi l'abbiamo abbellito, diciamo così, con delle... Perché deve essere dignitoso il banco, l'Emporio deve essere sempre dignitoso. Speriamo sempre di avere una sede più ampia, così anche fare meglio. Comunque adesso è più accogliente, è più bello con una... Le persone che arrivano, Luigi, io dico sempre che non sono barboni, sono famiglie che hanno bisogno di essere supportate perché non ce la fanno più arrivare alla fine del mese ed è un aiuto importante la borsa della spesa, perché parlano loro, anche ieri sentivo bisogna mangiare bene, mangiare sano. Sì, un litro di olio extravergine di oliva costa 15 euro, se qualcuno mi spiega pesce fresco costa quello che costa, la carne buona costa, il formaggio buono costa e poi ci dicono mangia bene, ste me dai schei, forse mangio anche bene, devo dire. Ecco, com'è la situazione? Cosa vedi? Sì, noi siamo anche fortunati, l'ho detto anche altre volte, nel senso che per esempio c'è un'azienda che ci ha invitato nella sua azienda, ci ha detto noi vorremmo aiutarvi, come possiamo fare? Non so, per esempio noi abbiamo detto spendiamo 500 euro al mese di pollo, potrebbe essere che noi vi regaliamo il pollo. Vi regaliamo
ogni mese il pollo che vi serve. Bello. Per dire, è stata diciamo una risorsa importante per noi. E le famiglie ci chiedono il pollo, la pasta, naturalmente l'olio d'oliva, come dici te. Il latte. latte, che non arriva più neanche un litro neanche questo mese, mamma mia. Anche noi siamo andati a comprarlo, ma grazie diciamo anche alla regione che ci finanzia, riusciamo anche, però insomma arriva sempre meno. Ma col spreco di cibo che c'è, io mi domando, e la carne, formaggi, pesci, anche in questo momento tonnellate e tonnellate di cibo che vanno vendute. Ecco, è possibile che non si riesca a capire che forse c'è da cambiare registro anche in qualcosa? Sicuramente sì, bisogna essere però attrezzati perché l'alimentazione è una cosa che non bisogna trascurare, cioè la catena del freddo, quelle cose là. Ma noi la facciamo, l'abbiamo la catena del freddo? Certo. Però c'è anche, diciamo, alle volte non c'è la conoscenza, perché per esempio noi che andiamo ai supermercati abbiamo il contatto diretto, qualche volta succede, mi è capitato poco tempo fa, guarda che abbiamo una scatola di salmone che scade dopo domani, noi puoi venire a prenderla, quindi se c'è diciamo, il contatto diretto, se c'è la conoscenza che noi possiamo distribuire, si riesce anche a distribuire. Basta che ci chiamino, comunque, noi ci siamo. Lo spreco c'è. Lo spreco c'è uno spreco veramente importante che qualcuno veramente deve metterci le mani, ma anche noi stessi bisogna sentire ecco, quanto spreco di cibo al giorno facciamo, sono dei numeri che vi darò la prossima settimana perché dovete conoscere, perché sono numeri veramente che fanno riflettere, c'è gente che muore di fame, c'è gente che non riesce a fare la spesa e c'è gente che butta via il ben di Dio perché delle volte mi dicevano appunto robe anche buonissime ma non ho più voglia di mangiare. Allora sentiamo Laura Licciardello, ecco questa scrittrice che sta cercando di far capire che nonostante questa malattia si riesce a vivere, bisogna vivere, il coraggio di osare. Prego Laura. Ma spero che mi senti un po' meglio. Vivere ma dignitosamente, perché noi non siamo persone di serie B, i nostri soldi valgono tanto quanto gli altri e quando dobbiamo uscire, non mi smetterò mai di dirlo, farci vedere in giro, andare nei bar, nei negozi, perché la gente deve capire che non è una cosa che dipende da noi. Non devono fare di tutto per umiliarci, anzi ne guadagnano loro, perché voglio dire una cosa, per quelli che hanno a che fare con noi, è un onore per loro essere avere a che fare con noi. Devono rendersene conto che se sono messi in condizione di avere a che fare con noi, un perché c'è. Perché devono crescere e noi siamo molto... Guardiamo anche questa foto, Laura, che tu hai mandato, queste bici intralcianti che voi trovate quando uscite di casa. Ecco, vediamo la foto. Ecco, perché dobbiamo fare anche un appello alla comunità. La comunità deve essere anche rispettosa di quelle persone che hanno bisogno invece di trovare questi passaggi liberi. Ecco, il poco rispetto che c'è anche da parte di qualcuno. Prego, Laura. Sì, non va bene. Non si fa queste cose. Proprio è un menefreghismo, questo mi dà proprio fastidio. Guardami in albero quando vedo quelle cose. Mi verrebbe proprio da prendere e buttarle per terra. Perché? Perché devono fare così? Costa tanto spostarli un attimo più in là per andare a prendere il tram. Allora dite che volete che nessuno si muova di casa, che diamo fastidio e buonanotte. No. Invece noi faremo di tutto per darvi fastidio. Non va. Brava Laura, so che Luigi voleva aggiungere qualcosa, prego Luigi. Sì, mi chiedevi prima cosa chiedono, cioè noi diciamo ultimamente anche col caro bollette, oltre che alla spesa ci chiederebbero anche non ce la faccio a pagare la bolletta, potete aiutarmi?
E quindi ci sono anche queste condizioni che dopo noi siamo Emporio Solidale Basso Piave San Vincenzo de Paoli. Quindi, che è una delle associazioni più grosse e conosciute. Quindi a San Vincenzo si preoccupa di aiutare queste persone che hanno bisogno di pagare la bolletta, quella. E dopo c'è anche, sempre legata a noi, cugini nostri, sono i VADO, sono i volontari, VADO, volontari assistenza a domicilio ospedaliero, che si sono, diciamo, specializzati nel portare le persone a fare visite agli ospedali di qua e di là. Dare servizi. E dare questi servizi. E stanno aumentando, cioè, questa associazione, che faccio parte anch'io, certo. Abbiamo 6 mezzi e sono tutti i giorni impegnati, perché ci sono queste richieste di andare a fare la visita a Padova, o a Viano, o a Treviso, o a San Donano stessa, perché insomma molti anziani non hanno mezzi, non sanno come spostarsi e purtroppo non sempre la famiglia può, i figli eccetera, può essere presente, e quindi c'è questa necessità e sempre più richiesta di questi servizi, insomma. Allora andiamo a vedere, visto che abbiamo parlato di diversamente giovani, andiamo a vedere questa sicurezza che dovrebbe essere all'interno delle RSA, perché dobbiamo anche proteggere no violenza in RSA. Andiamo a Padova. Era stato condannato a 6 anni e 6 mesi per aver abusato sessualmente di un ospite di 90 anni del centro servizio anziani di Padova, dove all'epoca lavorava come operatore sociosanitario. Dopo 5 anni di calvario, Abdelkader Ben Messaoud, tunisino, è stato assolto dalla prima sezione penale della Corte d'Appello di Venezia. Condannato in primo grado nel 2021, la Corte d'Appello aveva confermato la sentenza nel 2023. Non si era mai arreso l'operatore sociosanitario, che aveva cambiato legale e deciso di ricorrere alla Corte di Cassazione. Proprio la Suprema Corte aveva nel 2024 annullato la sentenza d'appello dopo che i legali Federica Borrelli e Alessandro Baldina avevano dimostrato che la presunta vittima, nel frattempo mancata, soffriva di varie patologie gravi anche a livello cognitivo. Da qui il nuovo processo presso la Corte d'Appello e l'assoluzione. Con questa sentenza, diciamo, di assoluzione finalmente è stata restituita in qualche modo la dignità reputazionale al mio assistito. Per 5 anni il mio assistito non ha potuto lavorare più come operatore sociosanitario. Tutte le volte che si presentava alla ricerca di un nuovo lavoro gli veniva battuta la porta in faccia proprio in virtù di questo precedente, di questa vicenda. Confidiamo nel fatto che possa recuperare quantomeno il posto di lavoro, possa nuovamente, insomma, tornare ad operare nel suo settore. Allora Laura, volevo chiedere proprio a te, ecco, cosa vuol dire essere fragili, non potersi difendere, specialmente a una certa età, ecco, con questa malvagità che qualcuno ancora continua a perpetrare. Prego. Essere fragili, sì. Penso che sia una delle cose peggiori che possono... Quando sei cognitivamente attiva, che capisci quello che ti sta succedendo. Nel momento stesso in cui una persona ti fa anche un dispetto, una mancanza così, magari lei non la percepisce, ma noi siamo assolutamente toccati da queste cose. Soprattutto quando vengono fatte determinate cose, ormai noi sulle spalle abbiamo una sensibilità tale che qualsiasi cosa potrebbe darci fastidio, anche senza che ce ne se poi ci toccano fisicamente, potremmo diventare, io con la mia elettera, fortunatamente, per strada in giro mi difendo, quando invece sono allettata o devo essere toccata da altre persone.
e valuto benissimo il modo, se sono stanche, se sono cattive, insofferenti, con amore, con cura. Le sentiamo a pelle e ce le dobbiamo tenere. Ti ringrazio di averlo detto, perché capite cosa vuol dire non potersi difendere, essere fragili. Noi sentiamo subito a pelle la persona che abbiamo vicino e che in qualche modo cerca di curarci, se è una passione, un lavoro che lo fa con passione, oppure se veramente lo fa e basta, senza capire che sotto queste mani ha delle persone che sentono in maniera incredibile questa sensibilità. Luigi, cosa vuoi aggiungere? Voglio aggiungere che, a proposito di sensibilità, noi per esempio una volta al mese facciamo un incontro, noi siamo un'associazione diciamo cattolica, cristiana, e quindi una volta al mese ci incontriamo, c'è il nostro padre che ci fa diciamo un momento di formazione proprio su questo, lavora su questo, cioè noi dobbiamo essere portatori di serenità, portatori, e fare con amore, perché la gente lo percepisce. Abbiamo sentito Laura. Come diceva Laura, cioè è una cosa che la persona che abbiamo davanti percepisce se tu lo fai, butti là, oppure lo fai con certo stile, con certo amore. Perciò, e noi una volta al mese facciamo l'incontro dei tre, cioè San Vincenzo, Emporio Solidale e Vado, ci troviamo assieme una volta al mese e questo parroco ci fa un momento di formazione. Dopo parliamo, fa l'educatore. E quindi penso che sia importante anche questo. Ci mancherebbe. Allora, come ci saluti, Laura? Cosa vuoi dire? Con quale messaggio ci lasci? Voglio dire che qua, vedete in giro, vuol dire che qualcuno ci ha aiutato a alzarci, a vestirci, lavarci, pettinarci, e quindi è tutta una preparazione che deve venire fatta prima. Quando ci vedete belli, puliti, truccati, c'è sempre qualcuno dietro. E grazie, questo grazie va soprattutto, posso dirlo, a mia figlia Elisa e a mio marito Gianni, che nel loro piccolo, no, tanto piccolo, ma mi San aiutano Valentino a essere... hai fatto ieri, Laura? Cosa ti hanno regalato per San Valentino? Mi hanno regalato tanto amore. Abbiamo gli armadi, un po' di compagnia, una bella giocata a carte la sera e siamo stati tutti felici. Grazie a Laura Licciardello di essere stata con noi, a questa guerriera, a questa donna che non smetterà mai di stupire per la voglia di vivere che ha, nonostante tutto e nonostante tutti, che con la sua elettrica gira e esce, perciò dobbiamo avere il rispetto e pensare che ci sono anche queste persone che hanno diritto di trovare i passaggi liberi. Riflettete su questo, che è molto importante. Grazie a Laura Licciardello, scrittrice, che è stata con noi. Sentiamo come ci saluta Luigi D'Avanzo. Niente, io ti ringrazio di avermi invitato, diciamo, a questo incontro e saluto dicendo, come si diceva, sperando che ci siano sensibilità anche fra qualche giovane, fra qualche... Ecco, lancia un appello, Luigi, a questi giovani che magari oggi qualcuno sta ascoltando, anche i loro genitori, i loro nonni. Ecco, cosa vuoi dire, Luigi? È una cosa che fare del volontariato, portare qualcosa a delle persone fragili che hanno bisogno, dà gioia, dà serenità, dà voglia di andare avanti. E quindi se c'è questo spazio fra le persone che ascoltano e che vedono, che è una cosa che fa del bene a se stessi, perché oltre a far bene agli altri, soprattutto a noi stessi fa bene. Che bene hai fatto ieri a San Valentino? Come l'hai passato il San Valentino, Luigi? Stranamente, perché di solito non è... Di solito regalavo magari un cuoricino, un cioccolatino alla moglie, però ieri degli amici ci hanno chiesto se andavamo a pranzo assieme, siamo andati a pranzo assieme. Si sente ancora il San Valentino, Luigi, secondo te? Ma non lo so, forse fa i ragazzini, secondo me, no, che si fanno...
Dopo personalmente dipende, insomma, ci sono tante persone che ci credono in maniera convinta e quindi fanno tante cose, tante belle cose, e altri che è un giorno come gli altri, insomma. Dopo non è il giorno di San Valentino che bisogna essere diciamo affettuosi e essere... Però è un ricordo, dai, un ricordo che fa piacere. Dopo ieri sera siamo andati anche a teatro, quindi... avete capito perché allora oltre non è arrivato il cioccolatino ma è arrivato il pranzo e il teatro la sera siamo andati perciò avete passato una bella un bel San Valentino. Un bel San Valentino e noi vi lasciamo con un altro bel San Valentino, con questa voce meravigliosa, con questa musica bellissima, col Va Pensiero. Ciao, ci vediamo lunedì. Saluti.